i tirocini che tipologia di tempo di esecuzione hanno. Volevo fare una precisazione. La misura del tirocinio è una misura abbastanza complessa nella sua articolazione. Chiaramente noi daremo le linee principali. Se voi avete delle curiosità rispetto ai singoli aspetti, vincoli e via dicendo, interrompeteci e vi diamo quindi le indicazioni. Questo seminario ha lo scopo di farvi capire che cos'è e come funziona un progetto di tirocinio, ok? Quindi se c'è qualche altra cosa nel frattempo che vi sfugge e che noi omettiamo è perché l'abbiamo messa perché magari troppo tecnica, ma va benissimo se voi avete delle curiosità in merito. Ok, adesso passiamo al soggetto ospitante. Chi è il soggetto ospitante? Ho anticipato che è l'azienda che accetta di di ospitare un tirocinante per un periodo formativo che di solito è di 6 mesi. Chi è? Chi può essere il soggetto ospitante? Può essere un ente pubblico come un'attività privata, un'azienda privata. All'interno, l'ente pubblico, cosa abbiamo detto? Che lo dividevamo? Lo dividevamo tra chi lo poteva fare. Ci sono enti che possono proporre il tirocinio, che possono, diciamo, ospitare il tirocinante, e enti che invece non possono, come Ci sono degli enti pubblici economici che non possono esatto. ospitare dei tirocinanti. Per quanto riguarda l'ente pubblico non economico, può diventare un soggetto ospitante di un progetto di tirocinio, ma i requisiti d'accesso sono diversi. Esatto. Cioè, mentre un soggetto privato ha la facoltà di scegliersi il tirocinante che vuole, perché così come qualunque tipo di rapporto la chiamata è nominativa, per cui io vedo un curriculum di una persona piacevole, potenzialmente piacevole, o viene da me una persona che suscita il mio interesse, posso decidere di ospitarlo come tirocinante e dal giorno successivo attivare un progetto di tirocinio. L'ente pubblico è differente. Nell'ente pubblico anche con i tirocini si accede attraverso un'altra procedura che è molto più trasparente e molto più garantista, quindi l'ente pubblico deve andare per selezione ad evidenza pubblica. In questo momento c'è un avviso dei tirocini riservati agli uffici giudiziari, quindi all'interno degli uffici giudiziari, per il cui il requisito è la laurea. Sono diverse lauree, dalla psicologia a scienze dell'educazione, lauree in materie giuridiche, ma le persone per poter attivare un progetto di tirocinio con loro devono rispondere alla candidatura, verrà fatta una selezione, una graduatoria e poi gli uffici giudiziari ospiteranno i tirocinanti in base all'ordine della graduatoria. Ok? Dunque, una volta che abbiamo evidenziato il soggetto ospitante, all'interno di questa struttura verrà diciamo, assegnato un tutor, che non è quello dell'ASPAL, è un tutor interno all'azienda che prenderà in carico il tirocinante, che sarà il tutor per tutto il periodo di tirocinio. Poi che cosa fa? Deve mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del tirocinio, attrezzature, strumentazioni e quanto occorre per la formazione, e poi deve assicurare un percorso di formazione, esattamente quello che viene definito all'interno del progetto di tirocinio, che si deve costruire e poi si deve seguire come percorso formativo. Ok? I destinatari chi sono? Dunque, i destinatari sono i soggetti disoccupati. Questa diciamo che è un requisito necessario, bisogna essere disoccupati per poter accedere a un tirocinio regionale come quello o da bando, come quello di cui stiamo parlando oggi. Oppure sono lavoratori che sono già beneficiari di sostegno al reddito, cioè un naspista può fare un tirocinio, ok? Le due misure non sono in contrasto. E poi sono anche i disabili, i soggetti disabili, quelli che menzionava la collega, iscritti alla legge 68. Ok, e poi le persone svantaggiate dalla 381. Anche il tirocinante deve rispondere a dei requisiti, così come il soggetto ospitante avrà dei requisiti fermi
Non voglio scendere troppo nei particolari perché non è la sede, però per esempio un'azienda deve avere il DURC a posto, oppure non deve aver fatto dei licenziamenti con lo stesso profilo per il quale sta richiedendo un tirocinio all'interno dei 12 mesi precedenti, non deve avere personale in CIG, in cassa integrazione. Sono dei vincoli che ha l'azienda per poter accedere al tirocinio. E così il tirocinante. Il tirocinante deve avere minimo 18 anni, deve aver assolto l'obbligo di istruzione e poi deve essere 16, sì, perché ci sono quelli estivi di cui noi di solito non facciamo. Deve essere iscritto presso il centro dell'impiego di appartenenza, deve avere una DID convalidata, deve essere o occupato o disoccupato a seconda del bando, perché possiamo definire che quelli regionali più generali devi essere disoccupato, altrimenti ci possono essere dei casi in cui puoi essere anche occupato. E poi devi avere il classico patto di servizio, che adesso io non so se voi sappiate esattamente che cos'è, se siete iscritti, se siete presi in carico e se frequentate abitualmente il centro per l'impiego, per avere un po' di dimestichezza con tutti questi termini di cui vi stiamo parlando oggi. In soldoni, se voi dovete domani decidere di attivare un progetto di magari tirocinio, noi siamo troppo specifici, sarà utile per voi. Fateci pure delle domande, siamo tra di noi, ci possiamo fermare, possiamo ritornare anche a specificare meglio alcuni passaggi che per noi magari sembrano superabili o superati. Iscrivervi al centro per l'impiego, dire che dovete attivare un progetto di tirocinio, a quel punto dovete sottoscrivere un documento che si chiama patto di servizio personalizzato, è una sorta di accordo tra le parti, c'è una presa in carico del cittadino da parte del centro per l'impiego, che il cittadino però a sua volta si impegna a partecipare a una serie di attività che eventualmente il centro per l'impiego propone. In questo caso specifico generalmente sono attività di politica attiva, in questo caso essendo il progetto di tirocinio stesso una politica attiva, diciamo che con la sottoscrizione del patto si chiude già il cerchio. Volevo aggiungere una cosa che ha detto Stefania rispetto ai requisiti del soggetto ospitante. Siccome nel tirocinio l'aspetto formativo è determinante, sono stati messi dei paletti, perché siccome l'azienda deve garantire la formazione al ragazzo, quindi ha dei costi in formazione, il limite dei tirocinanti che l'azienda può ospitare è determinato dal numero di dipendenti che possiede. Quindi un'azienda che ha meno di 6 dipendenti può ospitare solo un tirocinante, diversamente si sarebbe magari corso il rischio che un'azienda con un dipendente abbia 4 tirocinanti, ma chi lo segue il tirocinante? Okay? Sarebbe stata una contraddizione in termini. Invece per tutelare l'aspetto formativo sono stati posti alcuni paletti che poi vedremo, che garantiscono il fatto che l'aspetto formativo venga mantenuto. Okay. Un'altra cosa che volevo specificare, prego. No, allora non si può licenziare perché non l'ha mai assunto. Non è un rapporto di lavoro. Il tirocinio è uno strumento che viene utilizzato moltissimo dalle aziende perché è uno strumento di conoscenza a rischio basso. Cioè, mentre se l'azienda si mette in organico un dipendente e poi eventualmente qualora ci fossero dei problemi è molto più difficoltoso fare un licenziamento, oppure poi se dovesse licenziarlo avrebbe una serie di vincoli, con il tirocinio non essendo un rapporto di lavoro non c'è un obbligo di assunzione. È chiaro che, come ne parlavamo prima con la collega, il top sarebbe che il tirocinio si concludesse con l'assunzione, ma non è obbligatorio e molto spesso non si conclude con l'assunzione perché è il tirocinante stesso che capisce che quello non è il lavoro che fa per lui. Ma su questo che fa per lui.
Sì, che non è l'azienda, non è il profilo. Io magari mi immagino, sono appena uscito dalle superiori oppure ho appena assolto l'obbligo di istruzione, penso che il mio lavoro ideale sia svolgere quella mansione, in realtà poi mi confronto con quella mansione e capisco che per quella mansione non sono portato. Cioè, questo succede molto spesso nei lavori che richiedono contatto con le persone piuttosto che lavori di assistenza. Il tirocinio da questo punto di vista è uno strumento tutelante per tutti e due. Esatto. Ok? Volevo aggiungere una cosa che può essere importante dal punto di vista pratico. L'azienda la può cercare direttamente il tirocinante, cioè il tirocinante può andare in azienda e chiedere di essere ospitato, così come l'azienda può cercare un tirocinante attraverso, per esempio, i nostri uffici tramite una selezione, una richiesta di selezione. Questo perché? Perché se voi arrivate in ufficio già con l'azienda, voi tirocinanti arrivate in ufficio con l'azienda, è più facile fare il match piuttosto che partecipare a una richiesta di selezione e poi cercare di essere selezionati dall'azienda per poter poi iniziare il tirocinio. Dunque questa è una facoltà che hanno i tirocinanti, non voglio parlare in generale, e così è una facoltà che ha anche il soggetto ospitante, arrivare in ufficio per fare direttamente il match tra le parti. Ed è molto importante perché se voi vi trovate l'azienda, è solo con voi che quell'azienda ha a che fare, dunque il match è più vicino, diciamo che è più facile fare il match, piuttosto che partecipare ad un annuncio di selezione dove una azienda cerca un tirocinante, e questo è fondamentale perché altrimenti si perderebbe anche fin troppo tempo. In questo modo vuol dire che il tirocinante ha già capito in che settore, in che ambiente cercare una esperienza formativa, va direttamente in quell'azienda e si propone, un po' per propensione, un po' per ambizione, un po' per conoscenza, magari anche diretta delle persone che hanno quell'azienda, e così si riesce a combinare il tirocinio che poi si rivelerà un'esperienza comunque oltre che formativa, importante anche dal punto di vista conoscitivo, proprio per le motivazioni che spiegava la collega. Superato l'impatto conoscitivo tra azienda e tirocinante, vi potremo adesso spiegare quali sono le parti per attivare, insomma, tutto il percorso per attivare un Nel progetto. caso si volesse andare in un'azienda, Sì. come si fa se l'azienda non conosce come funziona il tirocinio, a dirgli guarda, io sarei interessata, cosa gli dobbiamo dire? Che vantaggi ha l'azienda? I vantaggi dell'azienda sono quelli di potersi formare una persona a costo zero, non solo di formarla così come vorrebbe che quel suo lavoratore sia formato, ma anche di conoscere a livello personale il tirocinante e vedere anche come si relaziona la figura del tirocinante all'interno magari di un team del suo personale già formato. E dunque capire bene non solo dal punto di vista formativo ma anche dal punto di vista, lo vogliamo chiamare logistico, Sì. la persona. E altrettanto vale per il tirocinante. Quello che diceva prima Paolo era proprio questo, capire se quel tipo di lavoro va bene per me oppure quel tipo di ambiente di lavoro va bene per me, ok? Dunque è una politica attiva per questo, perché entrambe le parti hanno il vantaggio di conoscersi e poi di decidere di continuare il percorso lavorativo finito il tirocinio. Non è vincolante da nessun altro punto di vista, perché il tirocinio si può anche interrompere in qualsiasi momento da entrambe le parti. Sia il tirocinante può decidere di interromperlo prima della scadenza naturale, che sono di solito 6 mesi, così come anche il soggetto ospitante può capire che per esempio quel tirocinante sta creando malumore all'interno del gruppo di lavoro e dice no, non va bene, per me tu non vai bene. E dunque stiamo parlando sempre dell'ipotetica azienda sana. Quando io dico la parola sana intendo sempre un'azienda che ha interesse a formare perché le serve del personale.
Dunque nella prospettiva sempre poi di poter assumere quella persona che forma, e questo è importante che voi lo sappiate, perché è un modo anche per relazionarsi durante quei 6 mesi di formazione nei dovuti modi, ecco, anche perché c'è la possibilità di essere poi inseriti all'interno dell'organico dell'azienda. Consideri inoltre che all'interno del sito, quindi in questo caso del portale Sardegna Lavoro, sono a disposizione degli avvisi, sono a disposizione delle linee guida, nelle quali sono descritti esattamente come funziona il tirocinio, le finalità, gli obiettivi, gli impegni dell'azienda, per cui ci sono anche del materiale nella quale l'azienda può informarsi. Fermo restando che se c'è la possibilità, la volontà di ospitare un tirocinante, ci sono all'interno del centro per l'impiego degli operatori che sono a disposizione anche per l'azienda per dare supporto. La prima cosa è venire da noi in ufficio, entrambe le parti, e dire: noi vogliamo attivare un tirocinio. Allora, abbiamo parlato del tirocinio come esperienza formativa, cioè non ci può essere tirocinio se non c'è formazione, ok? Diversamente quello è un rapporto di lavoro mascherato da tirocinio, ok? Quindi questo deve essere il presupposto. Per cui ogni tirocinio, ogni progetto di tirocinio ha un documento, si basa su un documento che fa da pilastro, che è il progetto formativo individuale. In questo progetto formativo individuale ci sono i dati del tirocinante, ci sono i dati dell'azienda e l'elemento più importante, ci sono i dati del soggetto promotore, e l'elemento più importante è che ci sono i dati e i dati del tirocinio, cioè i dati del progetto, sì, del progetto di tirocinio, quindi gli obiettivi e le modalità di svolgimento, cioè quel tirocinio durerà tot mesi, durante questi tot mesi il tirocinante sarà impegnato a fare questo, questo e quest'altro. A seguito queste mansioni sono legate ad un profilo specifico di qualificazione, cioè non possono essere attivati dei tirocini che non siano supportati da un profilo di qualificazione. Per questo motivo non possono essere approvati dei tirocini per mansioni molto basse, poco qualificanti, cioè il tirocinio per essere di 6 mesi deve giustificare una formazione di 6 mesi, cioè non posso fare un tirocinio per lavapiatti perché non ci sono competenze da acquisire della durata di 6 mesi, ok? In questo progetto formativo viene indicato qual è il profilo di qualificazione. Attenzione, alla conclusione di un tirocinio non c'è un conseguimento di una qualifica, c'è l'attestazione della certificazione di alcune competenze, non della qualifica. Supponiamo che per acquisire una qualifica sia necessario acquisire 5 tipi di competenze. Il tirocinio magari te ne certifica 4. Per avere quella qualifica dovresti avere la certificazione dell'ultima. Okay. Il tutor del soggetto ospitante, perché il tirocinante avrà un tutor all'interno dell'azienda e il tutor non può essere chiunque, può essere o il titolare dell'azienda o una persona che è assunta con quella qualifica del tirocinio, cioè una persona all'interno dell'azienda che ha delle competenze riconosciute che possano essere tali da poter supportare la persona nell'acquisizione di quelle competenze. Un tutor progettista, quindi un tutor all'interno del centro per l'impiego nel nostro caso, quindi che monitora, che fa da riferimento, che diventa un supporto se c'è qualcosa che non va, l'orario di svolgimento e di accesso ai locali, la durata del tirocinio e l'indennità mensile. Questo elemento è un elemento che è presente negli ultimi 10 anni. Prima non era prevista un'indennità, era facoltativa. Adesso, siccome il tirocinio rappresenta comunque un costo anche per il tirocinante, la legge impone un'indennità mensile che per quanto riguarda la Regione Sardegna è di minimo 400 euro. Ok? Quindi almeno 400 euro al mese. Il tirocinio, come abbiamo detto prima, sulla durata. La durata di solito sono 6 mesi, sono i primi 6 mesi, però ci sono i tirocini regionali di cui stiamo parlando oggi che prevedono anche una proroga di ulteriori 6 mesi. Dunque, qualora nei primi 6 mesi non si è riusciti a conseguire la formazione necessaria, si potrebbe prorogare per ulteriori 6 mesi. Dunque, con l'accordo di tutti e due. Con l'accordo di entrambe le parti, giustamente. Dunque è un tirocinio che dà spazio ad una formazione di un certo livello. Abbiamo detto che il tirocinio è un'esperienza formativa, un'esperienza formativa a 360 gradi, perché il tirocinante acquisisce delle competenze tecniche, quindi acquisisce delle competenze che sono legate a uno specifico profilo di qualificazione, acquisisce delle competenze trasversali,
già il fatto che venga a contatto con una nuova realtà lavorativa gli permette di confrontarsi, crescere, o se non acquisire altre informazioni, conoscere se stesso, cioè tutta una serie di informazioni che poi possono essere utili e possono essere spendibili, ripeto, all'interno di quell'azienda o all'interno di qualunque altra azienda. Chi conosce il mondo del lavoro è sicuramente più avvantaggiato di chi non lo conosce, perché ci sono una serie di competenze trasversali che sono utili che una persona si sposta da un contesto professionale all'altro, per cui si cresce comunque professionalmente, anche se non è quella l'azienda. Tant'è che noi abbiamo delle aziende che sono particolarmente, come dire, desiderate da parte dei tirocinanti, perché fanno la formazione in maniera molto seria e il tirocinante alla fine di quel progetto di tirocinio sicuramente avrà delle competenze che sono spendibili anche in altre aziende, perché le aziende sanno che un tirocinio fatto all'interno di quell'azienda ti dà delle conoscenze che difficilmente tu potresti acquisire nei banchi di scuola o in altri contesti professionali. Faccio un esempio banale, un tirocinio fatto dai fratelli Pinna, industria casearia, che in questo momento ha i macchinari migliori nella produzione della casearia, è sicuramente un tirocinio che ha molto più valore di un tirocinio fatto in una piccola azienda dove magari i macchinari sono più obsoleti. Okay? Per farvi un esempio molto, molto concreto. Siccome il tirocinio è un'esperienza formativa che è imprescindibile, è chiaro che ci sono dei vincoli. Se una persona ha già fatto quel lavoro, quindi c'è stato qualcuno che l'ha pagato per fare quel lavoro, vuol dire che quel lavoro lo sa fare, per cui l'aspetto formativo non è giustificato. Ecco perché non si può effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, perché io quelle competenze ce le ho già certificate, ok? Non posso effettuare un tirocinio se ho già avuto un rapporto di lavoro per le stesse mansioni, a meno che non sia un rapporto di lavoro molto datato, e allora magari devo rientrare, mi mancano delle cose, immaginate, esatto, competenze tecniche, ok? Ho effettuato un tirocinio presso un datore di lavoro per il quale ho già prestato attività lavorativa, mi conosce già, io conosco già quella realtà. È più facile che quello sia proprio un lavoro sia camuffato, sia camuffato. Okay? Non ti posso rinnovare il tempo determinato. Facciamo un tirocinio. E allora sai che c'è? Che ti faccio un tirocinio. Noi cerchiamo di tutelare al massimo questo tipo di, passatemi la parola, un po' sfruttamento, no? E cerchiamo di vigilare, ma la legge ci viene incontro rispetto a questo. E poi non si può svolgere più di un tirocinio per lo stesso soggetto ospitante, e non sono attivabili progetti di tirocinio a favore di soggetti abilitati all'esercizio della professione. Cioè, se io sono un architetto che ha il timbro e teoricamente un ente mi riconosce il fatto che posso lavorare in autonomia, che senso ha che io faccia un tirocinio? C'è già qualcuno che quelle competenze me le certifica. Se io sono uno squalificato, io quella qualifica ce l'ho già, ho già fatto la mia formazione, ho già fatto il mio tirocinio curriculare, adesso ho diritto ad un lavoro, ok? Per cui, per tutelare il fatto che non ci sia un abuso dello strumento a discapito dell'aspetto formativo, ci sono questi vincoli. Il tirocinante ha dei diritti ma anche dei doveri. Adesso vi dico un po' quelli che sono i diritti: l'indennità, la copertura assicurativa, un riposo settimanale, non si possono chiamare ferie perché non è un rapporto di lavoro ma coincidono, insomma sono 2 al mese, le assenze giustificate, festività, malattie, infortunio, maternità, e un periodo di sospensione. Cioè, se il tirocinante vive una di queste situazioni che ho indicato con un certificato medico superiore ai 30 giorni, allora ha diritto alla sospensione del tirocinio in modo che vengano garantiti 6 mesi di attività formativa. Allora, in merito all'indennità si fa una grande distinzione tra tirocini finanziati e tirocini autofinanziati. In questo momento diciamo che sono sempre attivabili i tirocini autofinanziati, che sono quei tirocini la cui indennità è a carico del soggetto ospitante, ok? Mentre invece i tirocini finanziati sono i tirocini che vanno da avviso pubblico e generalmente hanno essendo basati su dei fondi pubblici dove l'indennità la eroga totalmente o in parte un soggetto promotore, è chiaro che hanno un tempo limitato che è dettato dal budget a disposizione. Ok? Gli obblighi del tirocinante: rispettare le linee guida e il regolamento, svolgere le attività previste dal progetto, rispettare l'orario di svolgimento del tirocinio, sono 30 ore settimanali, lo vedremo dopo,
rispettare gli obblighi di riservatezza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, avvisare il soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore di qualsiasi infortunio, incidente, sinistro e via dicendo, e rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza. Ok? Dura minimo 6 mesi, con possibilità di richiesta di proroga, come giustamente vi diceva Stefania, 30 ore settimanali, e l'orario di accesso ai locali può essere di 5 o 6 ore, per cui non ci deve essere un sovraccarico in alcuni giorni della settimana. E non può essere assolutamente svolto un tirocinio nella domenica, nelle ore notturne, a meno che non sia una qualifica di un'attività notturna, portiere di notte piuttosto che panettiere, magari potrebbe succedere, ok, ma sono delle eccezioni. Diversamente l'orario di svolgimento del tirocinio non può essere un orario notturno, e nelle festività ore notturne e domenica, ok? I vantaggi, che è un po' quello che vi diceva Stefania, cioè se io fossi un'azienda, no, che dovessi reclutare, andare alla ricerca di una risorsa professionale e leggessi il curriculum di una persona, è chiaro che dal curriculum di quella persona io posso evincere la sua formazione, la sua esperienza professionale pregressa, posso anche chiamarlo a colloquio, ma non avrò mai la quantità di informazioni, la profondità di informazioni che io avrò se dovessi decidere di ospitare quella persona per 6 mesi nella mia azienda, perché apparentemente quella persona può essersi trovata benissimo in un altro contesto aziendale, che magari aveva altri ritmi, che magari aveva altri colleghi, ma magari io so che dovrò inserirlo in un contesto aziendale conflittuale, in un contesto aziendale dove potrebbero esserci problemi di imprevisti a seconda del tipo di lavoro. Quindi quella persona che è stata in maniera ottimale inserita in un contesto professionale diverso non è detto che lo sia nel mio, per cui il progetto di tirocinio per l'azienda ha dei grossi vantaggi, perché permette effettivamente di conoscere quella persona, ma non 2 giorni, 6 mesi, e in 6 mesi tu te ne accorgi se quella persona va bene, così come se ne accorgono i colleghi che dovranno interagire con quella persona. Ti accorgi se quella persona ha voglia di imparare, perché magari quella persona potrebbe anche aver voglia di imparare ma avere grosse difficoltà a fare quel lavoro, per cui tu calibri un pochino se quella persona può effettivamente essere una risorsa per te. E lo stesso sono i vantaggi del tirocinante, cioè incremento la mia occupabilità, ho la possibilità di mettermi alla prova. Molto spesso siamo spaventati dal mondo del lavoro, noi vediamo molti ragazzi che hanno terrore di andare a lavorare perché vivono un senso di inadeguatezza allucinante, ma non solo ragazzi, anche persone che magari stanno rientrando nel mercato del lavoro dopo lunghe esperienze in altri contesti, no? E non sanno che cosa li aspetta. Il tirocinio è una situazione soft, perché se io sbaglio mentre faccio un tirocinio è lecito, perché io quella cosa non la so fare e lo sanno tutti che io quella cosa non la so fare, perché se io quella cosa la sapessi fare non sarei là. Ok? Per cui anche a livello psicologico è una situazione molto più confortevole. Ci orienta verso le scelte professionali, ci fa fare chiarezza rispetto a quelle che sono le nostre aspirazioni, le nostre predisposizioni, e ci fa acquisire delle competenze pratiche. Posso imparare a fare un lavoro attraverso il tirocinio, è una conoscenza certificata, perché alla fine del tirocinio non è vero che, come vi diciamo, non c'è l'obbligo di assunzione, ma c'è sicuramente, se io frequento assiduamente, un attestato di fine tirocinio che certifica quelle competenze, l'acquisizione di quelle competenze. In qualsiasi altra situazione, ambito o azienda. Certo, ok? Questa è la sospensione di cui vi abbiamo parlato mentre discutevamo dei tirocini. Non è un lavoro, ok? Per cui non dà diritto a una retribuzione ma a un'indennità, non dà diritto all'assunzione, non dà diritto ai contributi previdenziali. Perché non è un rapporto di lavoro. Esatto, molto spesso dopo che finiscono un tirocinio qualche ragazzo viene da noi per fare domanda NASPI. No, non ti sono stati versati i contributi nel frattempo, quindi non hai diritto a fare la domanda NASPI, era un percorso formativo, non di lavoro, ok? L'attestazione finale dei risultati e la procedura con cui si attiva il tirocinio. Allora, un tirocinio può essere attivato nel giro di 1 ora. Se è una dimestichezza si attiva un tirocinio in 1 ora, perché l'attivazione del tirocinio avviene esclusivamente online, però dovete avere lo SPID.
Cioè, se voi accedete col vostro SPID all'interno della vostra pagina personale, quindi in questo caso Sardegna Lavoro, www.sardegnalavoro.it, c'è scritto accedi, registrati, vi registrate, accedete col vostro SPID, a quel punto avrete la vostra pagina personale, là dentro c'è una sezione che si chiama appunto tirocini. L'azienda dal canto suo ha una schermata molto simile ma che riguarda la sua realtà aziendale, anche l'azienda ha la voce tirocini, clicca quel tasto, inserisce il codice fiscale del tirocinante che vorrebbe ospitare, ok? E propone il progetto di tirocinio a quella persona, a quel tirocinante. Il tirocinante dal canto suo entra con le sue credenziali, accetta l'abbinamento e da lì parte la predisposizione del progetto formativo individuale. A quel punto il progetto di tirocinio, nel momento in cui il tirocinante accetta l'abbinamento, è visibile ai nostri uffici, sui nostri schermi, e supportiamo, esatto, che abbiniamo subito un tutor, a cui viene abbinato abbiniamo immediatamente subito un tutor, e il da tutor quel momento segue i contenuti del progetto formativo, vede se ci sono i requisiti, se i requisiti non ci sono si propongono altri profili professionali, si cerca di decidere tra l'azienda e il tirocinante qual è il profilo professionale più confacente. E sulla base di questa collaborazione, che a questo punto è una collaborazione telefonica, su WhatsApp, via mail, anche ma in presenza, molto snella, anche in presenza. ognuno da casa sua attiva un progetto di tirocinio. Okay? Il progetto di tirocinio ha delle tempistiche di attivazione però, cioè i tirocini regionali partono il primo lunedì del mese, quelli che noi approviamo entro il 20 del mese precedente, cioè quelli che noi mandiamo in approvazione entro il 20 febbraio partiranno il primo lunedì di marzo. Avendo noi dei tempi per fare le verifiche dei requisiti di cui vi abbiamo parlato, quindi dobbiamo verificare che l'azienda abbia determinati requisiti tecnici che non stiamo a dire, dobbiamo verificare che ci sia l'aspetto formativo, per cui dobbiamo analizzare anche quello che è il curriculum e la scheda anagrafica del tirocinante. Una volta fatte le verifiche, se noi approviamo il progetto di tirocinio, quel progetto di tirocinio il primo del mese successivo avrà inizio. Ok? Avete delle curiosità, avete dei dubbi, avete delle altre informazioni di cui noi siamo stati magari carenti e che... Allora, il tirocinio ha la durata, i tirocini regionali promossi dall'ASPAL hanno la durata di 6 mesi, che eventualmente, se ci sono i presupposti, possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi e non di più. I regionali. I tirocini invece di inserimento e reinserimento. Gli altri tirocini di cui vi ho parlato, quelli quelli curriculari e quelli di inclusione, hanno tempistiche chiaramente differenti, soprattutto quelli di inclusione maggiori. Non ci sono vincoli di età, il vincolo di età è al ribasso, cioè la persona deve essere in età lavorativa, quindi aver compiuto almeno 16 anni e aver assolto l'obbligo di istruzione e non essere in età pensionabile. Ecco, siccome sono tirocini finalizzati... No, però siccome sono tirocini finalizzati all'inserimento e al reinserimento lavorativo, è chiaro che se viene un settantenne non ha senso attivare un progetto di tirocini, ok? Non è quello, perché la finalità non può essere l'inserimento lavorativo, perché non può essere assunto. La procedura è questa: un aspirante tirocinante può fare due cose: o accedere su Sardegna Lavoro e vedere se ci sono proposte di tirocinio, eventualmente candidarvi, oppure andare voi a cercare delle aziende eventualmente che sono disposte ad ospitarvi come tirocinanti, in quel caso portando le linee guida, che sono un documento abbastanza sintetico, sono 8 pagine dove è descritto quelli che sono gli obiettivi, le finalità del progetto di tirocinio, e in quel caso, una volta che voi trovate l'azienda ci contatta. Sì, esatto. Ed è tutto molto snello. Prima era più complesso perché andava sul cartaceo, ora se è tutto, vi dicevo, in un'ora, in questo momento si attiva un progetto di tirocinio. Vi è stato mai proposto un progetto di tirocinio? Allora, rispetto al discorso dell'età, noi viviamo due
situazioni diverse. I ragazzini a cui vengono proposti solo contratti assurdi, chiamati intermittenti, via dicendo, e i giovani e gli altri, quelli usciti dal mercato del lavoro magari dopo tante esperienze lavorative, che si sentono dire sei troppo qualificato. Però è anche vero che il mercato del lavoro sta subendo dei grandissimi cambiamenti. In questo momento abbiamo tante aziende che hanno difficoltà a reclutare del personale, per cui anche le politiche di scelta aziendale stanno cambiando notevolmente. A breve, così ci hanno detto, adesso sono appena cessati i tirocini garanzia giovani, che erano tirocini totalmente finanziati dalla regione, quindi a costo zero per l'azienda, e a breve ci saranno i tirocini over 35. Ok, quindi in questo caso il target sarà un target di persone più adulte e i presupposti sono questi. In quel caso i tirocini sono a costo zero, quindi iniziate a cercare le aziende, perché in quel caso è un'opportunità, cioè è un'opportunità l'azienda per avere una risorsa, per conoscere voi, ed è un'opportunità a basso rischio, perché alcuni dicono sì, è vero che l'indennità è 400, però sono sempre 400 euro che devo sborsare. Ed è un bene, attenzione, perché il fatto che l'azienda abbia un costo nell'attivazione di un tirocinio significa che a volte monitorare un po' anche un abuso, perché se non costasse niente avere un tirocinante magari se ne approfitterebbero. Invece il fatto che quel tirocinio abbia un costo, che sia non solo un costo informazione, perché comunque è una persona che affianca il tirocinante, ma abbia un costo è come dire, un deterrente per chi vorrebbe utilizzare il tirocinio per soddisfare delle esigenze aziendali senza assumere nessuno. Ok, è chiaro il discorso? Allora, ci sono due tipi di tirocinio: i tirocini regionali, che sono quelli che sono sempre attivabili, quindi non vanno ad avviso, si potevano attivare 3 anni fa, si potranno attivare domani, si potranno attivare fra 2 anni, perché le indennità sono sempre attivabili, perché l'indennità è a carico del soggetto ospitante, per cui l'azienda dà 400 euro, minimo 400 euro al tirocinante. E noi abbiamo delle aziende alle quali abbiamo in realtà bloccato l'indennità massima. Perché? Succede così che chiaramente, essendo un rapporto di tirocinio, tu non puoi pagare il tirocinante quanto pagheresti un dipendente, perché a quel punto c'è qualcosa che non torna. Per cui l'indennità c'è un tetto massimo, cioè il tirocinante non può percepire quanto percepirebbe un suo collega che fa 30 ore settimanali. Ok? No, non potrebbe che essere così. 400 al mese, e deve essere erogato entro il mese successivo. Mentre invece i tirocini, quelli ad avviso, noi li chiamiamo generalmente ad avviso perché ci sono degli avvisi dove c'è scritto allora sta per partire il tirocinio, in questo caso specifico di cui vi ho parlato, garanzia giovani. Il target è giovani tra i 18 e i 34 anni, NEET con determinati requisiti. Per questo progetto di tirocinio ci sono tot migliaia di euro. Quando finisce il budget finisce l'avviso, ok? Oppure sono attivabili da tale data a tale data, hanno una tempistica, non possono non avere una tempistica perché dietro c'è un bilancio, c'è un servizio bilancio e rendicontazione che deve far rendere questo. Per tutti gli altri chiaramente non ci sono queste ristrettezze, insomma, tempistiche, ok? Comunque, se avete necessità di qualunque altra informazione al centro per l'impiego, in qualunque centro per l'impiego della regione Sardegna ci sono delle figure siamo noi apposite, esatto, sì. Alghero, allora. Ok, rivediamoci. Bene, allora ci rivediamo e ne possiamo parlare. Se l'informazione di Paola è corretta e non è eccessivamente ottimistica, a breve usciranno i nuovi tirocini. Se nel frattempo voi cercate l'azienda, nel momento in cui esce il bando voi siete pronti per partire. Facciamo tutto, venite in ufficio e attiviamo anche questo. Cercate l'azienda o rispondete agli avvisi, perché molto spesso noi pubblichiamo delle aziende che cercano tirocinanti. Ho spiegato che rispondere agli avvisi significa... Io vi avvicino il microfono perché altrimenti non si sente, non sento io. No, volevo sapere se si attiveranno tutte le aziende. Voi dite iniziate a cercare le aziende, si attiveranno tutte le aziende? Non ho capito la domanda. Iniziate a cercare le aziende significa... Andate a chiedere voi alle aziende di vostro interesse. Cioè, se io voglio lavorare
Se io voglio lavorare come segretaria in un CAF, mi piacerebbe lavorare in un CAF perché secondo me ho la mia passione per i numeri, contabilità, allora vado e vedo un pochino i CAF che ci sono, se sono disponibili ad ospitarmi come tirocinante. Chiaro? Dopodiché, se ho la fortuna che in quel momento ci sia un tirocinio finanziato, posso dire: guarda, c'è questo tirocinio, lo attiviamo, Non mi ti vuoi costa ospitare? niente. Non ti costerebbe niente, ok? Oppure puoi dire: guarda, c'è questa opportunità, io sono disponibile, ho questa passione, sono disponibile a formarmi, ok? Questo intendevo, cercate le aziende. Le aziende vanno bene qualunque tipo di azienda, purché abbia determinati requisiti, chiaramente non devono essere aziende in sofferenza. Cioè se io ho un'azienda in mobilità o in cassa integrazione, mobilità non c'è più, in cassa integrazione, è chiaro che se c'hai i dipendenti a casa perché non c'è lavoro non può prendere un può. tirocinante. Okay. Oppure se c'è un'azienda che ha licenziato per giustificato motivo oggettivo perché non c'era lavoro un segretario, non è pensabile che prenda un tirocinante come segretario, perché avrebbe dovuto ottenere quello. Okay. Quindi ci sono dei requisiti che le aziende devono possedere, ma queste sono qualcosa già un po' più tecniche. Comunque di solito quando si apre un bando le aziende partecipano, sono interessate a partecipare al bando, dunque troverete anche diversi annunci per tirocinanti e dunque, come dice Paola, è bene sfogliare tutti i giorni la pagina dei tirocini su Sardegna Lavoro, oppure se siete registrati su Aspal Post consultare quella sezione del settimanale, perché alla fine vi arriva a casa, è comodamente consultabile perché è aggiornato settimanalmente, ok? Va bene? Noi vi ringraziamo. Speriamo di Rimaniamo a essere vostra state disposizione esaustive. all'interno del centro per l'impiego e buon pomeriggio. Grazie.
Buonasera a tutti, sono Sara Iacuzzi e sono consulente della rete Eures per la Regione Sardegna ed opero per i centri per l'impiego di ASPAL. Insieme alla collega Azzurra Fancello vi illustreremo questo pomeriggio le opportunità di mobilità transnazionale che ASPAL offre. Allora, prima di tutto vorrei fare con voi una piccola riflessione su quelli che sono i dati e la mobilità giovanile. Emerge che i giovani d'Europa conoscono poco le opportunità di mobilità transnazionale e purtroppo le sfruttano ancora meno. Negli ultimi 25 anni solo il 9% dei giovani in tutta Europa ha potuto usufruire delle opportunità di mobilità educativa attraverso programmi comunitari come Erasmus, Leonardo, il servizio di volontariato europeo, scambi giovanili e quant'altro. In Italia solo il 5%. Quindi occorre chiedersi quali sono le barriere che frenano i giovani nel cogliere questo tipo di opportunità. Ci possono essere delle barriere di tipo linguistico, ma non solo. Forse i giovani conoscono poco le opportunità di mobilità transnazionale che effettivamente esistono, sono tante. Quindi l'obiettivo del seminario di oggi è proprio quello di portarvi a conoscenza di quelle che sono le misure che di cui potete usufruire per il vostro progetto di mobilità. E proprio dal progetto di mobilità partiamo. È vero che creare un progetto di mobilità è una vera e propria attività di climbing. Ecco perché vi abbiamo messo questa immagine del giovane che scala la montagna. Perché? Perché il progetto di mobilità va costruito e per costruirlo per prima cosa bisogna studiare, informarsi e documentarsi. Questo per limitare il rischio insito negli spostamenti, nei trasferimenti in un paese che spesso e volentieri ha delle regole molto diverse da quelle alle quali siamo abituati. Quindi partiamo da delle domande abbastanza semplici. Che tipo di esperienza mi piace fare? La prima domanda che a mio avviso è necessario porsi. Deve essere un'esperienza formativa, un'esperienza lavorativa, un'esperienza di breve periodo, di lungo periodo. Quale è l'esperienza che mi piacerebbe fare e per la quale io lascerei la mia comfort zone? Questa è sicuramente la prima domanda da porsi. Dopodiché devo capire di quali informazioni ho bisogno. Quali sono le informazioni a supporto dell'esperienza che voglio andare a svolgere e soprattutto quali sono gli enti, le istituzioni, le reti che mi possono dare queste informazioni, quali competenze devo possedere, le ho, non le ho in parte, quindi ho necessità di integrarle, nel caso in cui il mio obiettivo sia quello di cogliere delle opportunità lavorative o dei titoli di studio e gli stessi sono riconosciuti nei paesi nei quali ho intenzione di recarmi o nei quali o per i quali mi sto orientando, queste sono tutte informazioni che è bene possedere prima chiaramente di partire e di mettersi in gioco. Ho le risorse necessarie? Anche questa è una domanda non da poco. Sono in grado di autofinanziarmi? Sì. Per quanto tempo? Oppure ho bisogno di usufruire di alcuni programmi che mi vengano in aiuto e che quindi mi aiutino a mantenermi nel periodo in cui
andrò a svolgere la mia esperienza e soprattutto qual è la mia motivazione. La motivazione è l'ultima delle domande, ma in realtà è la prima, perché comunque oggi più che mai, con la congiuntura economica che stiamo vivendo, è molto importante avere una forte determinazione. Qualora questa non si possegga, potrebbe essere utile continuare nell'elaborare il proprio progetto di mobilità ed aspettare che si arrivi a quel processo di maturazione che porta alla giusta motivazione prima di partire. Per rispondere a queste domande e per aiutarvi a costruire il vostro progetto, ASPAL ricorre in aiuto attraverso i centri per l'impiego, perché all'interno dei centri per l'impiego quindi operano delle figure professionali esperte in materia di mobilità transnazionale che vi possono aiutare a trovare l'opportunità più giusta per voi, perché ASPAL è partner di due reti molto famose, conosciute e consolidate, la rete EURES, la rete Eurodesk, nonché è partner associato anche, non partner associato, la Regione Sardegna appartiene all'Assemblea delle Regioni per il programma di interscambio Eurodissé e ve lo spiegherà poi nel dettaglio la mia collega Azzurra. Allora, cercherò di spiegarvi brevemente, per chi non la conosce, la rete EURES, che è la rete che io quest'oggi rappresento. È una rete che nasce nel 1994 per promuovere e facilitare la libera circolazione dei lavoratori, che secondo l'articolo 492 del regolamento europeo, non l'articolo, il regolamento europeo 492 del 2011, deve essere una libera circolazione che sia circolare, volontaria e di qualità. Quindi le offerte che sono contrassegnate dal logo EURES sono delle offerte garantite, perché ci sono i consulenti EURES che garantiscono, è la rete che garantisce le offerte. È una rete dei servizi pubblici, è la rete, non una rete, è la rete dei servizi pubblici per l'impiego dei paesi dello spazio economico europeo. Quindi i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, più la Norvegia, il Liechtenstein, l'Islanda e la Svizzera attraverso la firma, la stipula degli accordi bilaterali. EURES utilizza quale strumento principale per diffondere le proprie offerte di lavoro uno strumento che è il portale. Nel portale EURES sono contenute centinaia di migliaia di offerte di lavoro, potete trovare inoltre informazioni sulle condizioni di vita nei paesi dello spazio economico europeo, informazioni sul mercato del lavoro, sui programmi di reclutamento specifici per settore messi in campo dai diversi paesi, nonché tutti i riferimenti per contattare i consulenti EURES. Chi sono i consulenti EURES? Coloro che compongono la rete. Sono oltre 900 e operano nei centri per l'impiego in tutta Europa e hanno lo scopo di offrire supporto sia a chi cerca lavoro ma anche alle aziende che offrono lavoro. Quindi è rivolto non solo ai cittadini che hanno appunto un progetto di mobilità, ma anche alle aziende. I servizi che la rete EURES offre sia per le aziende che per le persone sono servizi totalmente gratuiti e vi dirò adesso quali sono. In linea generale, per quanto riguarda i lavoratori, vengono fornite informazioni riguardo il portale, il funzionamento del portale, la rete, informazioni sui sistemi di tassazione, sui contratti di lavoro, sui diritti pensionistici, informazioni in materia di sicurezza sociale, accompagnamento alle diverse opportunità di lavoro,
assistenza e accompagnamento alle modalità canali per usufruire di informazioni alla mobilità, offriamo supporto anche nella redazione dei curriculum vitae e anche ai lavoratori che operano nelle regioni trasfrontaliere. Esistono infatti degli sportelli EURES dedicati che operano proprio nelle regioni frontaliere per supportare i lavoratori e anche le aziende che ospitano i lavoratori frontalieri. Infatti i servizi alle aziende sono chiaramente speculari rispetto a quelli offerti ai lavoratori e riguardano anche in questo caso informazioni generali sul portale e sulla rete, quindi su come pubblicare le proprie offerte di lavoro, informazioni su tassazione, contratti di lavoro e diritti pensionistici, informazioni generali sull'assistenza post-reclutamento e supporto appunto, come vi dicevo, nelle regioni frontaliere. Questo è l'indirizzo al portale EURES che, come vi dicevo, è un enorme contenitore di informazioni fondamentali per la costruzione del vostro progetto di mobilità. Quindi per qualsiasi informazione aggiuntiva, aiuto o supporto potete contattarci per avere un appuntamento e vi forniremo tutte le informazioni. La prima informazione utile che ci tengo a darvi è che quando andate a consultare le varie offerte di lavoro troverete centinaia di migliaia di offerte, però se volete avere la certezza che tutte queste offerte di lavoro siano a vocazione europea, quindi siano contrassegnate da EURES, dovete cliccare il loghetto EURES nel menu a tendina. Purtroppo non ho la possibilità di farvelo vedere, però ripeto, per qualsiasi informazione aggiuntiva potete contattarmi. Perché? Perché nel portale EURES si riversano molte offerte di lavoro che sono offerte di lavoro dei centri pubblici per l'impiego, ma non tutte sono a vocazione europea, ok? Questo è il motivo per cui è bene spuntare il contrassegno, però nulla vi vieta comunque di consultare le altre e di candidarvi. Per candidarvi dovete registrarvi e inserire il vostro curriculum. Quindi potete o candidarvi direttamente alla piattaforma oppure, seguendo le istruzioni previste in ciascun annuncio di lavoro, inviare la vostra candidatura. Okay? Un'altra opportunità che definirei fantastica è quella di partecipare alla European Online Job Days. Cosa sono le European Online Job Days? Sono delle fiere lavoro online, quindi vengono organizzate ciclicamente dai paesi appartenenti allo spazio economico europeo e vi offrono l'opportunità di partecipare a delle fiere lavoro proprio come quella di questa mattina, stando però comodamente seduti a casa. Quindi avete la possibilità di partecipare sia alle sessioni formative del mattino, che sono tenute dai maggiori esperti del mercato del lavoro locale, sia la possibilità di consultare le offerte di lavoro e di candidarvi, ma non solo di candidarvi, anche di sostenere il colloquio di lavoro. Quindi sicuramente è una fantastica opportunità, perché non muovendosi, quindi non dovendo investire neanche delle risorse, potete cimentarvi e cercare un'opportunità. Considerate che di norma questo tipo di fiere ha dei focus particolari in termini di settore, però il mio invito è quello comunque, se siete interessati a un determinato paese che organizza una European Online Job Days, di candidarvi e partecipare. Cosa dovete fare per partecipare? Dovete registrarvi al portale degli European Job Days a questo indirizzo. Dovete inserire il vostro CV, quindi le informazioni che verranno richieste. La registrazione comunque è molto semplice, e dopodiché avere l'accortezza per ogni evento di registrarvi al singolo evento.
Quindi la vostra registrazione rimane sempre ferma e congelata, però per aderire alle diverse fiere dovete ogni volta registrarvi. Arriviamo ora al programma di mobilità della rete EURES, che è il programma Targeted Mobility Scheme, che è il fiore all'occhiello della rete EURES Italia, perché la rete EURES Italia è lead applicant in questo progetto. È nato con Your First EURES Job e Reactivate, non so se li avete sentiti nominare anche negli anni passati, ed è stato poi accorpando, diventando oggi il nostro Targeted Mobility Scheme. È un programma di mobilità estremamente interessante per coloro i quali vogliono usufruire di opportunità di tirocinio, lavoro o apprendistato. Adesso vi faccio vedere il portale, che è quello della slide precedente. Anche in questo caso, per aderire a questo programma dovete registrarvi in questo portale. È necessario che siate consapevoli del fatto che potete accedere a questa misura solo ed esclusivamente se sia voi che l'azienda, il datore di lavoro, siete registrati all'interno del programma. Quindi le opportunità sono due: o consultare le offerte di lavoro che sono già presenti all'interno della piattaforma, oppure, qualora voi abbiate già un contatto con qualche azienda in un altro Stato, sempre appartenente allo spazio economico europeo o alla Svizzera, lo invitiate a mettersi in contatto con un consulente EURES, a registrarsi alla piattaforma ed aderire al programma. Questo perché? Perché i benefit per aderire a questo programma sono rivolti sia ai candidati ma anche alle aziende, e adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Allora, per poter accedere, un requisito soggettivo estremamente interessante è che non ci sono limiti di età. Quindi non è un programma che nasce per i giovani, ma è un programma rivolto a persone di tutta l'età. Il primo requisito è quello di avere almeno la maggiore età, quindi di aver compiuto i 18 anni. Bisogna essere cittadini dell'Unione Europea, ma anche residenti di lungo periodo, da almeno 5 anni. Bisogna essere motivati a trasferirsi in un altro paese per lavoro, apprendistato o tirocinio. Ed inoltre bisogna essere anche liberi da qualsiasi impegno, vincolo contrattuale nel momento dell'assunzione. I paesi coinvolti in questo caso sono i paesi dell'Unione Europea più la Norvegia e l'Islanda, ok? Quindi non tutti i paesi dello spazio economico europeo sono contemplati. I datori di lavoro, quali sono i requisiti che il datore di lavoro deve avere? Deve avere sede legale in uno dei paesi aderenti, deve essere in regola con la normativa nazionale ed offrire opportunità di tirocinio, lavoro o apprendistato in linea con la normativa nazionale, quindi anche in questo caso avete questa garanzia, e devono offrire tirocini di almeno 6 mesi, contratti di lavoro e apprendistato di almeno 6 mesi. Ma veniamo alla parte più interessante, che è quella relativa ai benefit. Benissimo, quindi aderendo a questo programma, trovando un'opportunità e candidandomi, quindi se si venisse a creare il cosiddetto matching tra domanda e offerta di lavoro, quali sono i benefit ai quali potrei accedere? Il primo è quello per sostenere un colloquio di lavoro. Quindi se l'azienda mi chiede di recarmi in loco per sostenere un colloquio di lavoro, potrò avere un rimborso fino a 660 euro, anche se il colloquio non dovesse andare a buon fine. Inoltre posso avere un rimborso per il corso di lingua fino a 2.200 euro. Avrò diritto all'indennità di relocation, quindi al bonus, all'indennità finanziaria per il trasferimento in un altro paese per me e per un componente del mio nucleo familiare, per un ammontare che non può superare i 1.540 euro, appunto per un massimo di 2 persone.
Dopodiché potrò avere, in caso di esigenze speciali, il bonus per le esigenze l'indennità per le esigenze speciali riguarda casi appunto specifici. Pensiamo ad esempio a candidati che abbiano delle disabilità particolari e che quindi abbiano necessità di un'assistenza speciale, oppure anche per casi logistici particolari, come un candidato che si debba spostare dall'estremo sud dell'Europa all'estremo nord, ad esempio. Chiaramente i costi di relocation sono o possono essere più alti. In quel caso ecco che si ha accesso al bonus per le esigenze speciali. L'integrazione per il tirocinio, questa in casi di tirocinio fino a 660 euro al mese per un massimo di 6 mesi, che viene erogata quando la borsa di tirocinio è inferiore rispetto allo stipendio medio per la medesima mansione nel paese di destinazione. Ed inoltre, in ultimo, ma non meno importante, il riconoscimento per le qualifiche e per i titoli. Sappiate che non tutti i titoli di studio e non tutte le qualifiche sono riconosciute all'estero, quasi nessuna. Quindi è necessario il riconoscimento. Chiaramente il riconoscimento ha dei costi ed ecco che questo programma vi viene in aiuto. Come vi dicevo, il programma si rivolge anche alle imprese. In questo caso però per avere il bonus si parla di piccole e medie imprese, quindi possono accedere al bonus solo le piccole e medie imprese che abbiano meno di 250 dipendenti e che stipulino il programma di integrazione per i nuovi assunti. Il programma di integrazione, che è una sorta di programma appunto di integrazione del candidato all'interno dell'azienda, quindi mettere in campo tutta una serie di azioni e di attività per facilitare l'inserimento in azienda del candidato. Quindi qualora l'azienda dia questa disponibilità può avere accesso ad un bonus a seconda che attivi il programma di integrazione di base o completo. Questo bonus è fino a 2.000 euro. Quindi queste sono un po' in pillole le prime informazioni che ci tenevo a darvi. Ripeto, per qualsiasi informazione siamo disponibili dopo la presentazione e per ulteriori approfondimenti, anche per fare due chiacchiere con calma, vi invitiamo a contattarci. Recatevi presso il vostro centro per l'impiego e chiedete appunto informazioni. Se non è presente la figura di riferimento nel vostro centro per l'impiego sarete rinviati a noi. Comunque siamo sicuramente in grado di aiutarvi e quantomeno molto disponibili a farlo. Ok, grazie. Passo la parola alla mia collega Azzurra che vi illustrerà un altro programma di interscambio molto, molto interessante. Grazie Sara, benvenuti a tutti, anche a coloro che sono collegati in streaming. Come ha anticipato Sara, la mia presentazione si focalizzerà su un programma specifico che si chiama Eurodissé. Io sono Azzurra Fancellu e sono un'operatrice Eurodesk all'interno di Aspal. Questo significa che faccio parte della rete di operatori Eurodesk a cui Aspal ha aderito un po' di tempo fa, con l'intento appunto di ampliare il ventaglio di informazioni e di servizi che ci sono all'interno del centro per l'impiego. Probabilmente qualcuno di voi o molti di voi non sanno che all'interno dei centri per l'impiego è possibile anche trovare un servizio di informazione sulle opportunità di mobilità transnazionale. Ma mentre Sara si è focalizzata appunto su uno strumento che serve e aiuta per trovare opportunità lavorative all'estero, io vi presenterò uno strumento che permette di svolgere un tirocinio professionalizzante all'estero. Ci tengo a precisare, non ovunque, bensì in Europa, ma solo in alcune regioni di Europa. Questo perché? Perché Eurodissé, che è un programma che è nato intorno agli anni 80, nello specifico nel 1985, è un programma promosso dall'Assemblea Europea delle Regioni, come già aveva anticipato Sara. Questo significa che non tutti i paesi aderiscono all'Assemblea e soprattutto a farlo sono alcune regioni e dopo vi dirò anche quali e quanti sono.
Per farvi un esempio esemplificativo, per l'Italia partecipano appunto la Sardegna, la Valle d'Aosta. Quindi è proprio nel 2016 che la Regione Sardegna ha scelto di aderire all'Assemblea delle Regioni e ha dato mandato ad ASPAL, la nostra agenzia, per la gestione finanziaria e l'attuazione del programma. Quindi già da diversi anni ASPAL si occupa di pubblicare un avviso che permette appunto ai ragazzi sardi di scegliere un'esperienza di tirocinio all'estero, candidarsi e eventualmente partire qualora selezionati. Quali sono appunto i requisiti principali? A differenza di quanto ci ha illustrato Sara prima, per questo programma esiste un limite di età, ossia avere dai 18 ai 35 anni non compiuti. Anche qui ci tengo a precisare un altro punto. Questo è il limite di età posto dalla Regione Sardegna, però esistono regioni che pongono un limite diverso, quindi se ad esempio vi candidate per una regione europea perché vedete un annuncio che vi interessa, dovete andare a vedere qual è il requisito relativo all'età di quella regione specifica. Ovviamente essere residenti in Sardegna, come vi ho detto, e non essere titolari di altre misure di politica attiva o borse di studio per lo stesso tirocinio. Questi in linea generale sono i requisiti che vengono richiesti ai giovani sardi qualora decidessero appunto di candidarsi. Allora, quali sono i benefit che vengono riconosciuti dal programma? Anzitutto un tirocinio della durata tra i 3 e i 7 mesi. Trattandosi appunto di un tirocinio, lo stesso prevede che vi sia un rimborso, una borsa di tirocinio che il tirocinante che va a fare l'esperienza riceverà appunto durante la sua permanenza nel paese ospitante. Un corso di lingua. Quindi voi venite selezionati per un tirocinio specifico in un paese specifico, avete il diritto a partecipare a un corso di lingua che per voi è totalmente gratuito, che si svolge durante il primo mese di permanenza presso quel paese e prima ancora che inizi il tirocinio. L'alloggio. Sull'alloggio, a seconda delle regioni, ci sono previsioni diverse, nel senso che alcune regioni prevedono appunto l'alloggio, mentre altre magari prevedono una borsa più alta e solo un supporto nella ricerca dell'alloggio. Quindi nel momento in cui scegliete l'annuncio di tirocinio, quindi il tirocinio che vi può interessare, dovete tener conto anche di questi fattori. Ancora l'indennità mensile di tirocinio è quella appunto di cui vi parlavo prima, una copertura assicurativa che è garantita a chiunque venga selezionato e un'attestazione finale di tirocinio che appunto certifica non solo che voi avete svolto quell'esperienza, ma anche tutte le competenze che voi avete acquisito con la stessa. Allora, il portale del programma è questo. Ho riportato il link, ma dopo lo vedremo insieme. In sostanza all'interno del portale è possibile anzitutto iscriversi, dopodiché anche andare a vedere tutte le offerte di tirocinio disponibili in quel determinato momento. Allora, come si fa a partecipare? Come vi ho spiegato inizialmente, ASPAL pubblica periodicamente un avviso. L'avviso è attualmente pubblicato e ci sarà possibilità di candidarsi fino al 15 gennaio del 2024, quindi tranquilli, avete tutto il tempo. Come funziona? Appunto, dovete effettuare la registrazione sul portale che vi ho fatto vedere prima e che poi vedremo più nel dettaglio. Dopodiché consultare tutte le offerte del tirocinio ed effettuare una candidatura per un tirocinio specifico all'interno del portale stesso. Effettuare una candidatura all'interno del portale significa che voi dovrete anche caricare in quel momento il vostro curriculum. Una volta effettuati questi 2 step, che sono comunque molto semplici, dovreste procedere con l'invio della candidatura ad ASPAL secondo le modalità specifiche che sono indicate nell'avviso. Qui le ho indicate in maniera più generica, ossia dovrete compilare un modulo di candidatura specifico che troverete appunto nella pagina avvisi di ASPAL, dopodiché inviarla via PEC o con raccomandata
con in allegato il vostro curriculum vitae in inglese e anche una copia del vostro documento di identità. Quindi diciamo che esiste un doppio passaggio, c'è una candidatura all'interno del portale e una candidatura per ASPAL che dovete inviare direttamente appunto all'agenzia. Come funziona la fase di selezione? Una volta che ASPAL riceve la candidatura, voi nel modulo indicherete anche l'annuncio per cui vi siete candidati. Ogni annuncio è identificato da un codice, dopo vi mostrerò anche dove si trova il codice all'interno degli annunci. ASPAL verificherà semplicemente che voi abbiate i requisiti richiesti dall'avviso, nonché che il vostro profilo sia quantomeno idoneo con l'annuncio per cui voi vi siete candidati. Cosa succede? Se il profilo è idoneo, ASPAL renderà la vostra candidatura visibile all'interno del portale e la invierà ai referenti della regione, che si occuperanno di vagliare tutte le candidature e programmare un eventuale colloquio con l'azienda ospitante. Quindi in realtà voi all'interno del portale non vedrete il nome dell'azienda, vedete solo il tipo di figura che è ricercata, dove si svolgerà esattamente il tirocinio, quanto durerà. Dopodiché però conoscerete l'azienda solo una volta che verrete selezionati e appunto il referente di quella regione vi fisserà un colloquio con la stessa. Dopodiché, se verrete selezionati avrà avvio il tirocinio oppure presenterete una nuova candidatura, quindi c'è anche questa possibilità. Ora, il consiglio che do sempre sarà, prima vi ho illustrato nel dettaglio quali domande dobbiamo porci prima di scegliere un'esperienza di mobilità, qual è quella più adatta a noi. Nel momento in cui si sceglie il tirocinio è bene anche capire il settore in cui vogliamo muoverci. Eventualmente si può fare una scelta anche per paese, magari uno preferisce andare in un paese piuttosto che in un altro e magari alcuni li scarta a priori. Quindi bisogna porsi tutta una serie di domande che sono già utili a circoscrivere in qualche modo la nostra scelta e soprattutto, cosa fondamentale, la motivazione. Allora, questi sono alcuni numeri legati al programma. Come vi ho detto, non tutti i paesi europei aderiscono all'Assemblea Europea delle Regioni. Abbiamo 9 paesi diversi, tra cui l'Italia appunto, e 17 regioni. Poi all'interno del portale è possibile vedere quali sono nel dettaglio. Attualmente all'interno del portale ci sono circa 60 offerte di tirocinio pubblicate. Le ho verificate prima, abbiamo offerte da Bruxelles Capitale, la regione della Vallonia, dalla Spagna, nello specifico dalla Catalogna. Trovate offerte anche dalla Sardegna per ospitare però i ragazzi che provengono da altre regioni di Europa, ovviamente. Quindi la scelta è comunque ampia e i settori sono diversi. Abbiamo 25 giovani sardi che dal 2019 hanno preso parte al programma e gli ambiti sono i più svariati. Qui ne abbiamo riportati alcuni: comunicazione e mass media, progettazione europea, relazioni internazionali in ambito universitario, sono appunto alcuni esempi, ma troviamo veramente ambiti numerosi. Ora chiederei supporto tecnico per mostrarvi il portale. Allora, ecco qua, questo è il portale, ho inserito nella presentazione lo screenshot. Qui potete vedere tutta la storia di Eurodissei, chi sono i membri, come funziona il programma, le varie voci, insomma. Come vi ho detto prima, il primo step è registrarsi. Quindi andiamo alla pagina di registrazione, l'avevamo già aperta, ecco qua. Qua vi chiedono tutti i vostri dettagli, poi se scorriamo verso il basso, è possibile vedere che all'interno di questa pagina va allegato il curriculum vitae. Ciò che consiglio io è possibilmente in inglese, anche perché dovete immaginare che quegli annunci comunque li leggono referenti di altre regioni e l'inglese comunque è la lingua veicolare. Ok, dopodiché per vedere la lista dei tirocini è necessario andare alla voce Traineeship Offers. Eccola lì, noi abbiamo aperto la pagina. Ecco qua, se scorriamo è possibile fare la ricerca filtrata, potete scegliere tra il paese, vedete che i paesi sono 9, sono questi nello specifico, ok, noi abbiamo scelto la Spagna
Ecco qua, queste sono le offerte che attualmente troviamo per la Spagna, quindi sono diverse. Se ti blocchi un attimo, grazie. Allora, come potete vedere all'interno di questa schermata ci sono i dettagli principali di ogni annuncio, quindi la durata del tirocinio. Guardate, il primo ad esempio dura dal 1 marzo al 2 luglio 2023, una deadline per la presentazione delle candidature, quindi c'è tempo in questo caso fino al 19 febbraio. Vi dice in generale la posizione ricercata e l'area tematica del tirocinio, dove si svolge, la regione, Catalogna, quindi il paese che è la Spagna, e il reference è appunto il codice del tirocinio, quello che voi andrete ad inserire poi nel modulo di candidatura di ASPAL. Ora, per vedere poi i dettagli nello specifico di ogni singolo annuncio dovete cliccare sulla voce View More, ok? Questo per darvi, diciamo, ecco qua, se scorriamo, qui abbiamo i dettagli. Un'altra cosa importante da non sottovalutare è andare sempre a vedere quali sono i requisiti richiesti. Ora, è inutile che io mi candidi per un annuncio per cui non ho neanche un requisito, cioè bisogna andare a vedere se per quell'annuncio è richiesto un titolo di studio specifico, una conoscenza linguistica specifica, un'esperienza magari nello stesso settore specifica. Quindi cosa fondamentale, ogni annuncio va letto bene, vanno andati a vedere quelli che sono i requisiti richiesti e ci si deve porre la domanda: io effettivamente ho questi requisiti? Se la risposta è sì, ok, presento la candidatura. Possiamo tornare alla presentazione, grazie. Ecco qua, ho inserito l'elenco dei principali siti di riferimento. Anzitutto l'avviso pubblico che è stato pubblicato da ASPAL, il portale istituzionale che è quello che abbiamo visto, poi ancora potete contattare i CPI e per maggiori informazioni c'è un indirizzo mail a cui scrivere. Ora, abbiamo approfondito qua un programma specifico che riguarda appunto la possibilità e permette di fare un tirocinio professionalizzante all'estero. Come ho detto io, il ventaglio informativo di ASPAL rispetto alla mobilità internazionale si è ampliato. All'interno appunto dei CPI è possibile avere informazioni non solo sulle opportunità di lavoro e di tirocinio all'estero, ma anche su opportunità di volontariato o di formazione. Esiste all'interno dell'area CPI che abbiamo qui un banchetto informativo che si chiama Mobilità Transnazionale, dove potrete avere anche quel tipo di informazioni. Vi invito ad avvicinarvi perché ci sono i nostri colleghi. Dopodiché, se avete qualsiasi domanda, noi siamo qui. E vi ricordo che alle ore 16:30 ci sarà un ulteriore seminario nella sala qui a fianco, dove la collega Sara approfondirà il TMS che vi ha illustrato in linea generale prima, e ci saranno i colleghi della Repubblica Ceca con una sessione che si chiama Working and Living, dove illustreranno le opportunità di lavoro appunto in Repubblica Ceca. Io vi ringrazio tutti, se avete domande mi raccomando non esitate a farle e avvicinatevi pure al banchetto. Vi vorrei mostrare intanto un'ulteriore slide, che è questa, scusate. L'ASPAL già da diversi mesi ha una newsletter che si chiama ASPAL Move. Vi invito a iscrivervi, è una newsletter che riguarda le opportunità di mobilità, di lavoro, appunto formazione, volontariato e via dicendo. Quindi se potete iscrivetevi, se siete interessati al tema ovviamente. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Dicevo, se io partecipassi per esempio nel 2023 ad uno dei due programmi, potrei ripresentarmi, ricandidarmi nel 2024? Cioè,
a parte Eurodisse che è un portale, forse anche l'altro, però mi sembra che insomma in generale è possibile reiterare l'opportunità. Quello è da valutare, perché alcuni benefit non possono essere erogati più volte, quindi va un po' valutato caso per caso. Però, insomma, io le auguro di avere tutte queste No, assolutamente, opportunità. ci mancherebbe altro, però Glielo insomma. auguro, speriamo. Allora, per quanto riguarda Eurodissé, qualora venissi comunque preso per un tirocinio a cui ti candidi, dopodiché non c'è la possibilità di ricandidarsi a un successivo tirocinio, ok? Giusto per essere chiari. Certo. Però c'è la possibilità, qualora non venissi preso, di presentare più candidature. Questo ovviamente stando nei termini dell'avviso, che vi ricordo scade il 15 gennaio 2024, però poi verrà ripubblicato, si spera, insomma. Grazie. È perché quando bisogna scegliere un'esperienza di un certo peso nella vita di un individuo, sapere che potrebbe essere un'esperienza che non è possibile ripetere ti permette di prenderla con meno superficialità, solo per questo. Però ti dico anche che veramente esistono tantissime opportunità e veramente Eurodissei può essere solo una, anche questa di Eures, ma facendo Eurodissei nulla ti impedisce di farne anche altre. Quindi per quello dico, tenersi informati se veramente siete interessati a fare un'esperienza all'estero, che sia di breve o di lungo periodo, è fondamentale. Noi stiamo cercando in tutti i modi di fornire questo servizio anche all'interno del territorio, quindi attraverso i centri per l'impiego, e di divulgare il più possibile, perché ci rendiamo conto che tante informazioni purtroppo ai giovani non arrivano o i giovani non le conoscono, eppure le opportunità sono veramente tante, numerose. Grazie.
Ragazze, allora, dai, tutte lì e poi vi chiamo io, dai. Posso? Buonasera a tutti, siamo qui per un seminario un po' particolare stasera. Abbiamo deciso di parlare di cose che guardano al futuro e che guardano a tutti noi, maschi, femmine, di tutti i generi, di tutti i fluidi, di tutte le cose. Siamo qua per parlare di conciliazione. Parliamo di conciliazione in una maniera un po' più tecnica, cioè leghiamo la conciliazione alla produttività aziendale da un lato e dall'altro alla conciliazione come strumento di occupabilità per le persone. Quindi la vediamo non come qualcosa di assolutamente teorico e non calato nella realtà, soprattutto nella realtà lavorativa. Siamo qui per parlare di strumenti e di risorse che la Regione Sardegna mette in campo a favore delle imprese, a favore delle pubbliche amministrazioni e chiaramente a favore dei cittadini e dei lavoratori. Il nostro seminario si divide in 3 parti. La prima parte è una parte, diciamo così, di analisi di contesto. Andremo a verificare quanto il benessere della persona che lavora incide ovviamente anche sull'organizzazione e sulla produttività, che sia un'azienda o che sia una pubblica amministrazione. Quindi quanto è importante il sentirsi bene nel lavoro. Vengo dalla parte dei convegni dove si sta raccontando questa cosa qua. Ci sono delle aziende che poi avremo ospiti qua che stanno investendo sul benessere dei lavoratori perché hanno capito che se il lavoratore lavora bene in un'organizzazione che lo fa sentire bene, ovviamente tutta l'organizzazione ne risente in maniera assolutamente positiva. La prima parte, la seconda parte invece racconteremo che cosa sta facendo ASPAL su questo tema della conciliazione. ASPAL sta facendo molto, la prima agenzia in Italia dei servizi per il lavoro che ha un servizio specialistico espressamente dedicato alla tematica della conciliazione per i lavoratori e per le imprese. E qui la nostra collega Fiorella ci racconterà che è referente l'EPJ, cioè il referente che abbiamo formato come ASPAL, come specialista di questa tematica, cosa effettivamente può fare ASPAL in questo senso. Ultima parte, gli strumenti. Abbiamo 2 strumenti in questo momento, uno molto importante che è uno standard nazionale, vi verrà raccontato dalla nostra collega Sara Deledda. Che cos'è il Family Audit? Che cos'è lo standard Family Audit per le imprese? E l'altro strumento, che cosa sta facendo la Regione in questo senso per aiutare le imprese e le pubbliche amministrazioni, e cioè l'avviso pubblico che praticamente sostiene tutti i costi al 100% per le aziende, le pubbliche amministrazioni che vogliono prendere questa certificazione. Però entriamo un pochino più nello specifico e do la parola a Maria Grazia Bidau, che è uno dei nostri certificatori Family Audit dell'ASPAL, che ci racconta un pochino che cosa vuol dire stare bene quando si lavora. Buonasera, allora intanto grazie per essere venuti. Questo momento sarà sicuramente importante per riflettere un tema che, come diceva Laura, è di porta attualità. Parleremo di benessere e di felicità in azienda. Praticamente noi tutti i giorni ci confrontiamo con imprese e con cittadini. Da quello che è il momento con loro emerge spesso che il posto in cui hanno lavorato o lavorano è una realtà in cui si respira stress. E queste informazioni si avvicinano anche a quelle che sono le risultanti di tante ricerche di dipartimenti di sociologia di tante università italiane e europee, per cui il lavoro spesso è una realtà in cui le persone non stanno bene, e se non stanno bene se ne vanno. E questi sono alcuni dati sull'infelicità.
legati proprio allo stress, alla mancanza di motivazione, l'assenteismo, ed emerge chiaramente che l'87% dei lavoratori è demotivato. Sono dati del 2021. Il 65% dei lavoratori afferma di non sentirsi apprezzato. In Europa 40 milioni di lavoratori soffre di stress da lavoro correlato. L'80% di visite mediche dovute allo stress. In Italia 11 milioni di persone usano psicofarmaci e negli ultimi 50 anni il numero di giovani depressi è aumentato di 10 volte. Vi chiedo, voi al lavoro siete felici? Riflettiamo su questo. Diciamo che è un problema in continua crescita e che forse non ha una soluzione immediata, perché non ha un problema legato a una causa o un effetto, e per un tempo non molto lontano si pensava di utilizzare la retribuzione, l'aumento del livello contributivo per sollevare questo problema. Ma oggi noi abbiamo bisogno di cose che i soldi non acquistano, non ci permettono di comprare. Il tempo, la flessibilità, lo stare bene con noi stessi, con gli altri. Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento. Ci è aumentato il livello di attenzione sul momento presente, su quella che l'immagine, una prospettiva sarò felice da qui a 2 anni, mi comprerò. No, noi vogliamo essere felici ora. È sempre più importante il modo in cui le persone si sentono oggi, e per le organizzazioni, gli enti pubblici, le piccole realtà private, la salute mentale è diventata veramente una cosa importante. Viviamo un presente e vogliamo che questo sia ricco di felicità. Ma com'è che quando è successo, che cosa è successo che ha portato a considerare il rapporto tra le persone un rapporto tossico? Anzi, prima dire e pensare che stavi male per il lavoro era una cosa assurda, cioè stai lavorando perché stai male, è uno stipendio, e invece ora è un problema di tutti. E la cosa incredibile è che si pensa di individuare delle checklist di cose da non fare e non pensare alla causa, cioè a prevenire situazioni che evitano di ammalarsi di tristezza e promuovere azioni che favoriscono la felicità e il benessere. Che cos'è la felicità però? E la felicità è un'emozione, come la paura, come la rabbia, ma la felicità è anche una competenza che può essere allenata, ed è di 2 tipi, ha 2 dimensioni particolari, una che riguarda il cuore e l'altra appunto è il cervello. La dimensione del piacere immediato è ad alta intensità, mi ricorda quando ricevo un regalo improvviso, il momento della mia laurea, mentre invece la felicità legata al significato, al senso di scopo, è quando io compio delle azioni consapevolmente perché mi fanno star bene. Quindi in sintesi la felicità come emozione è proprio la gioia improvvisa, mentre la felicità come competenza è tutto ciò che io compio quotidianamente come dei rituali che mi permettono di allenarla, non dimenticandomi che io devo essere felice per star bene. E la felicità determinata, come vedete da questa immagine, da quasi il 50% da una tendenza genetica, ok? Il 40% da attività intenzionali, cioè azioni e pensieri che io svolgo volutamente per stare bene, quindi dipendono da noi. E infine il 10% dalle circostanze, l'età, lo stipendio, la salute, che incidono in maniera inevitabile. Però voglio scendere, scusate, sono andata troppo avanti. Scusate, è finito. Arrivederci. Prova a ritornare indietro. È impazzito. Considerando quindi però che la genetica, i fattori genetici non sono la nostra conseguenza principale, mi viene da spiegarvi chiaramente, molto più praticamente, che in tutte le situazioni in cui i nostri bisogni di accudimento, attenzione, vengono soddisfatti perché la persona con la quale ci interfacciamo, il nostro collega, il nostro amico, utilizza una modalità basata sull'ascolto, sull'empatia, sull'attenzione verso di noi, il nostro corpo mette in gioco una chimica positiva per cui gli ormoni del benessere ci aiutano a aprire i nostri centri di apprendimento, la nostra creatività, quindi con tutta una serie di benefici anche per noi e per gli altri, perché lavorare con persone felici è contagioso, ci fa stare bene, mentre se noi ci sentiamo sottoposti a giudizio, se ci sentiamo traditi, soli, allora il nostro corpo mette in moto una chimica negativa, inevitabilmente i problemi non hanno soluzioni, ci chiudiamo a quelle che sono le visioni positive. Ecco allora che per portare a star bene dobbiamo pensare di avere una vita con le nostre
realtà più vicine e il mondo in cui noi siamo inseriti dal punto di vista professionale, che si basi su una chimica positiva e meno su una chimica negativa, che consideri più il noi, quindi lavorare in gruppo e meno l'individualismo, più all'essere, meno al fare e all'avere, più ordine e disciplina e meno caos. Ma le organizzazioni cosa devono fare per garantire il benessere? Intanto modificare il modello mentale dei dipendenti. In un certo qual modo bisogna far capire alle persone con le quali collaboriamo che se loro sono felici, sono persone che hanno successo, e non è il contrario, cioè non è che tu hai successo perché sei felice, cioè non è che la felicità è data dal tuo successo, ok? Per questo motivo, perché la felicità sia voluta, cercata dalle organizzazioni, questa deve essere anche cercata e voluta dai dipendenti, perché in questo modo loro riescono, come dire, essere felici anche nei contesti in cui non lavorano. La famiglia, le amicizie, il contesto sociale in cui sono inseriti. E una delle principali azioni da pensare e attuare è proprio il work-life balance, cioè la conciliazione, la capacità di bilanciare in modo equilibrato la vita professionale, la carriera, l'ambizione con gli orari di lavoro e la vita privata, perché vita privata e vita professionale non sono distaccate, sono complementari. Considerate che noi occupiamo nel posto di lavoro il 30% della nostra vita, per cui se noi riusciamo a star bene al lavoro, stiamo anche bene all'interno delle realtà in cui noi viviamo al di fuori dal lavoro. È una realtà conciliante e positiva, è una realtà che attua modelli positivi che si basano sulle risorse umane di cui loro si prendono cura, ha collaboratori più sereni, motivati ed efficienti, garantisce benessere e felicità e soprattutto ne giova anche la reputazione e l'immagine dell'azienda stessa. Con questa consapevolezza vi lascio ad un video che ha l'obiettivo di riassumere questi contenuti un po' veloci che vi ho voluto trasmettervi e portarvi all'attenzione che il benessere parte da noi e deve essere un impegno di tutti sempre. We need to reverse the formula for happiness and success. In the past 3 years, I've traveled to 45 different countries, working with schools and companies in the midst of an economic downturn. And what I found is that most companies and schools follow a formula for success, which is this: if I work harder, I'll be more successful. And if I'm more successful, then I'll be happier. That undergirds most of our parenting styles, our managing styles, the way that we motivate our behavior. And the problem is, it's scientifically broken and backwards for two reasons. First, every time your brain has a success, you just change the goalpost of what success looked like. You got good grades, now you have to get better grades. You got into a good school, now you have to get a better school. You got a good job, now you have to get a better job. You hit your sales target, we're going to change your sales target. And if happiness is on the opposite side of success, your brain never gets there. What we've done is we've pushed happiness over the cognitive horizon as a society. And that's because we think we have to be successful, then we'll be happier.
But the real problem is our brains work in the opposite order. If you can raise somebody's level of positivity in the present, then their brain experiences what we now call a happiness advantage, which is your brain at positive performs significantly better than it does at negative, neutral, or stressed. Your intelligence rises, your creativity rises, your energy levels rise. If we can find a way of becoming positive in the present, then our brains work even more successfully, as we're able to work harder, faster, and more intelligently. What we need to be able to do is to reverse this formula so we can start to see what our brains are actually capable of. Because dopamine, which floods into your system when you're positive, has two functions. Not only does it make you happier, it turns on all the learning centers in your brain, allowing you to adapt to the world in a different way. Doing these activities, and by training your brain, just like we train our bodies, what we found is we can reverse the formula for happiness and success, and in doing so, not only create ripples of positivity, but create a real revolution. Thank you very much. Schwarzer, uno speech che ha tenuto in occasione di un convegno molto interessante sulla felicità, e lui si occupa di potenziale umano. Io passo la parola a Laura. Non so se mi sentite. Si parla appunto una cosa molto importante: non si può separare oggi come oggi la vita dal lavoro. E la felicità o comunque il benessere è quello che può coniugare bene queste due cose. Aspal ha fatto una cosa importante, ha costruito un servizio nuovo, e sottolineo, è un servizio nuovo in Italia, ha formato dei nostri operatori attraverso un corso di formazione molto impegnativo e anche molto, particolarmente elevato come dal punto di vista dei contenuti e delle aspettative, proprio per fornire, e adesso Fiorella ve ne racconterà, ai nostri utenti, per utenti intendo ovviamente sia i cittadini, le imprese e anche le pubbliche amministrazioni, supporto e sostegno per quello che adesso Fiorella ci racconterà. Allora sì, come diceva Laura, grazie per la presentazione Laura. Innanzitutto Aspal sta organizzando, sta partendo con un progetto appunto denominato LEPJ in Aspal. È un servizio che sta nascendo, quindi è in divenire. Sono all'opera, al lavoro le linee guida che poi faranno in modo che questo servizio venga poi erogato in maniera omogenea e uniforme in tutti i centri per l'impiego. Vorrei fare comunque una precisazione perché si chiama LEPJ. LEP non sono altri che i livelli essenziali delle prestazioni che sono e devono essere garantiti per tutti i cittadini a livello omogeneo su tutto il territorio nazionale e ovviamente anche a livello territoriale e regionale, in questo caso per quanto riguarda il LEP del lavoro dai centri per l'impiego. J semplicemente è la lettera che corrisponde alla prestazione di queste attività che sono la conciliazione vita-lavoro. Aspal ha formato appunto tramite un corso di formazione molto impegnativo, molto bello, delle figure che saranno preposte a erogare questo nuovo servizio, che sono i referenti. Le attività che il LEPJ si prefigura saranno essenzialmente quella di presentare gli strumenti di conciliazione vita-lavoro che sono presenti, e soprattutto anche dare informazione su quali istituti erogheranno questi strumenti.
sono per esempio l'INPS, i comuni, quando eseguono dei bandi specifici per supportare magari le famiglie nella conciliazione vita-lavoro con i voucher estivi per le attività dei bambini, e quindi dare proprio un supporto al genitore che in determinate situazioni dell'anno non ha opportunità di conciliare la loro vita lavorativa con quella familiare. E soprattutto bisogna rendere consapevoli le persone che esistono questi strumenti e che possono essere utilizzati. L'obiettivo dell'EPJ quindi è erogarlo innanzitutto uniformemente a livello regionale, offrire servizi specialistici che sono appunto finalizzati alla conoscenza degli strumenti e favorire le pratiche e gli strumenti questi strumenti stessi. Allora, invece il referente ASPAL ha come obiettivo principale quello di approfondire il bisogno della persona con cui vengono a contatto, per esempio il cittadino che si reca al centro per l'impiego non soltanto per una problematica di conciliazione, ma anche perché sta cercando lavoro e trova difficoltà nell'inserimento del mercato del lavoro proprio perché si rende conto di avere un problema conciliativo alla fine. Appunto si supportano queste persone nella risoluzione del problema e si svolgono attività sia informativa del territorio che un supporto anche alle aziende che vogliono supportare anche i loro dipendenti e in tematiche di conciliazione e anche di welfare aziendale. Questa è la nostra regione e i puntini che vedete sono tutti i centri per l'impiego dislocati sul territorio. Ognuno di questi centri per l'impiego ha un referente LEPJ. Quindi l'obiettivo è proprio quello che ognuno di noi, ogni cittadino, ogni impresa che crede insomma di avere un bisogno di conciliazione o comunque vuole magari per quanto riguarda le imprese avere informazioni sul family audit oppure sul welfare aziendale, sa che in ogni centro per l'impiego troverà chi li può ascoltare, chi li può guidare. L'EPJ quindi abbiamo detto che si rivolge sia al cittadino sia all'impresa. Per quanto riguarda il cittadino, l'ingresso del cittadino nel centro per l'impiego e soprattutto il rinvio all'EPJ, al servizio all'EPJ può avvenire in due casi. Un caso specifico in cui è il cittadino stesso che è a conoscenza del nostro servizio e lo richiede espressamente, oppure il caso in cui un cittadino, come dicevo prima, disoccupato e alla ricerca del lavoro e ci rendiamo conto che la sua difficoltà è proprio quella di non riuscire a lavorare perché ha carichi di cura, quindi magari ha figli piccoli oppure ha dei parenti disabili o anziani che deve accudire. Ed ecco che tutti gli operatori del centro per l'impiego sono comunque formati, almeno a livello di base, per rilevare questo bisogno. E il bisogno appunto può essere risolto in questo modo. Se è soltanto quindi una visione base, tutti gli operatori che si occupano appunto di servizi alla persona rinviano il cittadino agli strumenti, quindi lo orientano agli strumenti di conciliazione già esistenti e agli istituti che li erogano. Oppure, se il bisogno è più specifico, allora si rinvierà il lavoratore, il disoccupato, al referente LEPJ, perché l'obiettivo principale è proprio quello di creare un percorso specialistico, anche di orientamento specialistico, che cerca di accompagnare il disoccupato tanto nella presa di coscienza della sua problematica e anche delle soluzioni che possono esserci. Si fa un lavoro sulle competenze di questi disoccupati, di queste persone che sono appunto madri, padri oppure tutti coloro che hanno un carico di cura, non soltanto di figli, insomma. Importante è che ci sia consapevolezza di quello che il periodo di cura ci può dare,
di quali competenze riusciamo ad avere e come queste possano essere spese efficacemente nel mercato del lavoro, in termini anche di reinserimento nel mercato del lavoro, perché spesso queste persone sono fuori dal mercato anche da molto tempo. E la difficoltà che si incontra non è soltanto non ci sono offerte di lavoro, ma cosa posso fare io che sono fermo da tanto tempo? Come posso spendere? Il referente LPG cerca di dargli un supporto anche in questa fase molto delicata di reinserimento. Poi vediamo che l'EPJ è anche imprese. Il referente LPJ, in sinergia ovviamente con il settore imprese del Centro per l'Impiego, i job account, riescono e devono rilevare il bisogno aziendale e illustrare appunto le possibilità che ci sono per superare questo divario che si crea tra work-life balance e con il supporto dei consulenti Family Audit anche illustrare appunto le possibilità di certificazione e poi ovviamente svolgere anche il monitoraggio di tutta la fase di attuazione. Obiettivo finale del servizio è accrescere l'inserimento e il reinserimento lavorativo, aumentare quindi i livelli di occupazione, ma anche migliorare il benessere aziendale e organizzativo, perché da questo poi ne può derivare uno sviluppo della produttività aziendale. Grazie. Grazie Fiorella. Partiamo da qua, dall'ultima cosa, perché adesso ci stiamo sempre più calando nella realtà e adesso abbiamo il piacere di avere Andrea Alessandrini, che è l'amministratore unico di Nobento. Nobento è inutile che ne parliamo perché la conosciamo tutti. Lo ringraziamo moltissimo di questa sua partecipazione, soprattutto perché parla di una cosa di cui di solito non si parla e invece gli chiediamo di parlare di quello che Nobento fa per far star bene i suoi lavoratori. Certo, per emozionare, è stato il complimento più bello quello che ho ricevuto qualche giorno fa, quando un mio collaboratore ha detto: mi hai ridato la voglia di tornare a lavorare la mattina. Madonna, che cosa abbiamo fatto di così particolare? Comunque mi sono fatto aiutare anche da due video che identificano ciò che facciamo in Nobento tutti i giorni, ed è un video di una giornata speciale perché è il video del Family Day. Abbiamo deciso un giorno di fermare l'azienda, di non produrre più nulla, di non fatturare più nulla, che già per un imprenditore è un dramma che non dorme la notte, e abbiamo invitato i nostri collaboratori a visitare l'azienda, il loro posto di lavoro dove passano tanto tempo, perfetto, e portate le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri genitori, amici. Credevamo che non venisse nessuno perché era un settembre a 30 gradi un sabato pomeriggio, invece sono arrivati in azienda 500 persone. Tanto facciamo partire questo video visto che mi hanno dato solo 5 minuti. Cosa notate di particolare da questo video? Così almeno vediamo se avete notato la stessa cosa che ho notato io.
cosa particolare di questo video è stata vedere l'età media dei figli dei nostri collaboratori. Quindi siccome che per me la Novento ha solo 6 anni, perché io ho iniziato a gestirla dal 2015, e l'età media, vediamo tanti bimbi, te vuoi vedere che una stabilità economica ha portato anche a far sì che i miei collaboratori decidessero di fare il grande passo, quello di sposarsi, quello di avere un figlio, ed effettivamente dopo un po' di interviste è stato anche questo, la stabilità economica, il fatto di far parte di un progetto di una certa importanza, di una certa stabilità, ma con anche delle idee chiare per crescere, perché siamo nati nel 2015, oggi abbiamo 300 e passa collaboratori, fatturiamo 50 milioni, produciamo 100.000 finestre e quindi possiamo dire che questa cosa ci è riuscita bene, il fare impresa, ma questo momento mi ha portato ad un cambio anche di visione nel fare impresa, cioè far sì di rendere sempre più partecipi i miei collaboratori all'impresa. Quindi il fare all'interno della Novento una mensa aziendale gratuita, il fatto di far sì di istituire un orario flessibile nelle entrate al lavoro la mattina, decidete voi quanto entrare, dalle 8 alle 9 in base alle vostre esigenze, dovete portare il bambino all'asilo, a scuola o via dicendo. Il fatto di avere un welfare aziendale importante, dove noi riconosciamo ai nostri collaboratori anche una parte dell'utile dell'azienda, il fatto che comunque stiamo crescendo e stiamo crescendo anche attraverso una struttura che è la struttura dei servizi. All'interno c'è la mensa, un bar, ci sarà una nursery aziendale, una palestra. Tutto questo ha portato a far sì che i miei collaboratori fossero parte integrante del progetto industriale. Ecco perché forse l'imprenditore di una volta, chiamiamolo, non va più di moda, ma è una visione distorta, quella che se l'azienda genera utili il primo a beneficiarne è l'imprenditore. No, i primi a beneficiare sono i collaboratori dell'impresa, coloro che l'hanno realizzata. Quindi questo tipo di stabilità poi far sì che il tuo collaboratore renda ancora di più rispetto a un'azienda che gli offre semplicemente, adesso è una banalità, semplicemente un posto fisso. Il posto di lavoro non è una parte importante sì, ma non basta per un imprenditore. Un'attività del genere l'abbiamo anche a Rimini, perché mi spezzo tra Sassari e Rimini, e abbiamo fatto questo a Rimini. Qualche cosa, il video lascio per dire il nostro ambiente di lavoro è questo, non può essere l'ambiente di lavoro che tutti noi pensiamo andiamo a lavorare, non può più esistere. Se tu non vuoi il meglio, a me dà la forza di fare tutto questo
gli occhi delle mamme. Oggi abbiamo 5 mamme che portano il loro bimbo all'asilo nido, alla nursery aziendale, hanno il loro parcheggio, questo qua davanti, hanno 4 slot parcheggiati di rosa, perché non è che devono perdere il tempo a cercare parcheggio che altro. Portano il bimbo in nursery e vanno in ufficio. Lo possono andare a trovare in qualsiasi momento, perché ci sono anche delle mamme che ancora allattano, quindi fanno diverse spole durante la giornata avanti e indietro, ma la riconoscenza, gli occhi di queste mamme ti danno la carica per continuare a portare avanti questo progetto. Lo stesso faremo anche ad Alghero, all'interno di Novento. Ha una precedenza Novento, anzi è in vantaggio rispetto all'altro gruppo che ho a Rimini, perché è già stata certificata Family Audit. Questa azienda qui è in fase di certificazione, sarà Eleonora a brevissimo da noi, credo il 10 di febbraio, a fare visita, a fare le prime interviste ai nostri collaboratori, ed è un po' questo il nostro modo di fare impresa. Purtroppo non ho altro tempo per raccontarvi altro. Grazie. Grazie veramente al dottore Alessandrini. Mi viene in mente solo una parola di tutto questo: rispetto. C'è tanto rispetto, secondo me. Io gliela dico in maniera un pochino più imprenditoriale: dare per ricevere, perché c'è sempre qualche cosa. Certo. Però prima tu dai per poi ricevere anche rispetto, ricevere dedizione, ricevere anche uno stato di orgoglio di far parte di una certa squadra, perché poi ho tralasciato perché purtroppo non ho tempo, ma il progetto Novento è uscito fuori dalle 4 mura. Oggi i miei collaboratori si incontrano anche durante il loro tempo libero e parlano di Novento. Perché? Perché abbiamo creato una squadra di calcio per fare in modo che si sfoghino anche a progettare, giocare, organizzare, tifare un qualche cosa che li appassiona, perché è anche giusto che l'imprenditore pensi anche al loro tempo libero. E io vi assicuro che da quando è nato il progetto sportivo, il progetto la sensazione mia è che all'interno della struttura Novento c'è ancora più affiatamento tra le persone, quindi una ricaduta sul territorio è d'obbligo, poi che sia nell'ambito sportivo, nell'ambito sociale, nell'ambito industriale, ma è d'obbligo. L'imprenditore non può permettersi di fare impresa e di non riconoscere al territorio che lo ospita il beneficio, il vantaggio di avergli fatto fare impresa in un territorio splendido come questo, dove sono appena uscito da un incontro dove mi dicono che hanno difficoltà a trovare persone, formazione che altro. Noi ieri l'altro la Regione Sardegna ci ha certificati Academy regionale, quindi non ho parlato di formazione perché non ho tempo, ma vi voglio solo dire che all'interno della struttura Novento c'è un centro di formazione territoriale, quindi noi assumiamo i giovani, li formiamo secondo, perché è inutile aspettare che ti cade il giovane formato dal cielo, come tanti preferiscono fare lamentandosi che qua non funziona mai niente. Quindi tu i giovani li prendi, li formi in base a qual è il tuo business, e oggi possiamo anche dire, essendo stati riconosciuti come academy regionali, che possiamo anche formare giovani attraverso delle formazioni che possono essere anche spese per entrare a far parte di altre aziende. Quindi, per dire, se avessimo un concorrente ad Alghero, noi oggi formeremo giovani anche per i nostri concorrenti, ma l'importante è dare un futuro alle nuove generazioni. Grazie ancora. Non faccio politica, faccio solo l'imprenditore, non vorrei mai che un politico di turno promette. Tutto quello che vi ho fatto vedere esiste ed è solo l'inizio. Grazie e buon proseguimento. Grazie mille ancora, buon viaggio visto che deve partire. Una cosa che ha detto il dottore Alessandrini, la Novento è certificata Family Audit. Diamo la parola a Sara che ci racconta che cos'è il Family Audit.
Eccoci. Che cos'è il Family Audit? È uno strumento di management che aiuta le imprese a crescere e attivare all'interno delle organizzazioni dei meccanismi di cambiamento culturale. Chiede alle organizzazioni di ripensarsi dall'interno e attivare dei processi e delle dinamiche che mettano in moto meccanismi di miglioramento continuo, soprattutto in termini di crescita aziendale e di produttività aziendale. È un atto di coraggio perché le obbliga a ripensarsi proprio dal loro interno, obbliga i datori a mettersi in una posizione d'ascolto nei confronti dei propri dipendenti. Cosa possiamo dire del Family Audit? Non è un meccanismo che viene calato dall'alto, è un bottom up, parte dal basso e va verso l'alto, parte dai dipendenti. Il cambiamento è dentro il sistema e chiede il contributo e la collaborazione di tutti. Che cosa fa? Appunto abbiamo detto è un atto di responsabilità. Perché? Perché chiede di mettere nero su bianco l'impegno per l'adozione di misure di welfare aziendale, iniziative, benefit e azioni per migliorare la qualità lavorativa delle persone, ma anche dei datori di lavoro, perché è un bilanciamento tra esigenze datoriali e esigenze del personale. Tutto perché si cerca di star bene in azienda. È come star bene in famiglia, è un equilibrio perfetto. Cosa possiamo dire della Regione Sardegna? La Regione Sardegna ha sposato questo bellissimo modello. Mi permetto di usare questa parola perché siamo fortunati. Siamo una delle 4 regioni insieme al Veneto, alla Puglia e anche alla Toscana, in particolare alla provincia di Lucca, che abbiamo mutuato questo modello per le nostre imprese e per le nostre organizzazioni. È un modello che cerca di creare misure coerenti con i bisogni di conciliazione tra famiglia e lavoro e pone un'adeguata attenzione anche agli interessi dell'organizzazione. Questi sono gli obiettivi sia per i lavoratori che per le aziende. Come potete vedere, per i lavoratori c'è un incremento del benessere organizzativo e una diminuzione dello stress, come ci raccontava prima la collega. C'è una migliore conciliazione della vita e del lavoro, e una riduzione delle disuguaglianze di genere, ma non solo, anche delle disuguaglianze tra carichi di cura, tra persone che hanno più carichi di cura e meno carichi di cura. Invece per le aziende abbiamo un incremento della produttività, meno assenteismo, diminuzione del turnover e grandi vantaggi competitivi. Noi ancora in Sardegna questo non l'abbiamo provato, però sappiate che in Trentino le aziende che si certificano Family Audit hanno la possibilità di avere grosse agevolazioni per quanto riguarda la partecipazione alle gare d'appalto, hanno punteggi, non solo, oltre a questo hanno una crescita professionale del management, hanno anche l'opportunità di attrarre i talenti, cioè grazie a questo strumento le aziende, proprio ci siamo rese conto da quello che ci hanno raccontato appunto i nostri docenti durante il corso di formazione, che durante le selezioni del personale le aziende fanno vedere proprio i risultati del Family Audit, della certificazione, così coloro che si presentano alle selezioni hanno proprio voglia di andare a lavorare in quell'azienda. C'è un rafforzamento del benessere in tutto il territorio, perché il Family Audit porta benessere nel territorio, non solo in quell'azienda. Le aziende fanno rete, lavorano nei distretti, quindi collaborano insieme per il miglioramento del benessere di tutta quell'area. Ecco, questa è la mappa. Queste sono tutte le organizzazioni che nel territorio nazionale si sono certificate fino ad oggi. Come potete vedere c'è una bella estensione, sono poche quelle bianche. Ovviamente tutto parte dal Trentino, che è la regione capofila. Allora, il Family Audit abbiamo detto che è uno strumento di certificazione aziendale e il cuore del processo però è il piano delle attività. Che cos'è il piano delle attività? Non è nient'altro che il risultato di un lavoro di analisi di tutto il contesto, è un documento partecipato, come dicevo prima, dinamico, chiede la collaborazione di tutti i componenti dell'impresa. Infatti vengono chiamati 3 attori principali, che sono il gruppo interno, poi il gruppo di lavoro della direzione e un referente interno del Family Audit, oltre il consulente e il valutatore, che sono quasi sempre esterni.
Il gruppo interno della direzione viene ricoperto da coloro che hanno ruoli apicali. Il gruppo di lavoro interno dell'audit invece viene rappresentato da tutti coloro che hanno a vario titolo un impegno dentro l'impresa, quindi tutti i settori di appartenenza, tutti i settori di attività, e invece il referente interno del Family che appunto trasmette le informazioni dalla provincia autonoma di Trento, che è l'ente certificatore, all'azienda, non fa nient'altro che da tramite. E poi ci sono i consulenti e i valutatori. I consulenti e i valutatori sono appunto coloro che sono pienamente impegnati nel processo di certificazione. La Regione Sardegna ha formulato un avviso a cui hanno aderito diversi professionisti. Dentro all'ASPAL ce ne sono tre certificatori. Sono andata troppo avanti, scusate. 3 certificatori che sono appunto qua presenti e altri valutatori invece che non sono interni all'ASPAL. Il certificatore ha il compito proprio di supportare l'azienda nel processo di certificazione, mentre al valutatore viene dato il compito di fare un po' l'avvocato del diavolo, deve controllare l'intero processo e far sì che tutto rispetti gli schemi e gli standard. Il processo del Family Audit è un processo lungo, come potete vedere ricopre un arco temporale di 3 anni e 6 mesi. Perché è un processo così lungo? Perché è un processo che va interiorizzato sia dai dipendenti che dai datori di lavoro. È un processo che richiede tempo anche per il mantenimento e il consolidamento. Come vi dicevo prima, il consulente accompagna l'organizzazione, mentre il valutatore ne controlla la conformità del processo di certificazione. Cosa ha fatto la Regione Sardegna? Ha mosso i primi passi, ha fatto un protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento, quindi ha formato noi valutatori e consulenti, ma non solo. Ha diffuso ultimamente un avviso rivolto alle imprese proprio per abbattere i costi della certificazione. Questo avviso è rivolto sia alle organizzazioni no profit e profit che alle istituzioni pubbliche. Prevede l'abbattimento dei costi per il pagamento del consulente e del valutatore nella misura del 100% per quanto riguarda le imprese private e i datori di lavoro privati e del 60% per quanto riguarda le istituzioni. Poi cos'altro ha fatto la Regione Sardegna? Ha fatto l'avviso per il bonus nidi gratis e ha fatto anche il tour in Sardegna dei comuni amici della famiglia. Per quanto riguarda l'avviso, ovviamente non se ne occupa l'ASPAL, ma è in capo alla direzione delle politiche sociali. Vi possiamo dire che i riferimenti sono appunto questi che vedete rappresentati. La scadenza dell'avviso è il 15 marzo, quindi tutte le imprese che vogliono aderire e partecipare a questa opportunità hanno quest'ultimo tempo per farlo. Grazie Sara. Sull'avviso volevo dire appunto che è una delle iniziative più innovative in questo campo della Regione Sardegna. Non è un avviso da poco, anche se non è particolarmente finanziato, però è un avviso che dà la possibilità a molte aziende e anche alle strutture pubbliche, quindi alle amministrazioni pubbliche, di dotarsi di uno strumento di benessere organizzativo sostanzialmente. Parlando di benessere organizzativo, di welfare aziendale, vorrei chiamare qui i fratelli Pinna. È così? Fratelli Pinna, scusatemi, mi scusi. Perché fate tanto per il welfare aziendale, giusto? Buonasera, ringrazio ASPAL per la possibilità di presentarci. La Fratelli Pinna è un'azienda che ha più di 100 anni di tradizione, quindi radicata nel territorio. Sentite bene perché... bene. Ok. Allora,
ciò che possiamo dire circa il benessere aziendale, l'azienda ha una connotazione molto familiare, nel senso che quando stipula i contratti di lavoro stipula anche un contratto emotivo con le persone, per cui oltre alle iniziative che anche Nobento ci ha esposto, come ad esempio l'inserimento in orari di lavoro flessibili, e questo pre e post Covid abbiamo mantenuto, quindi come iniziativa l'abbiamo e la stiamo tenendo. Altre iniziative chiaramente in coerenza con le attività del lavoro. Noi facciamo un'attività di produzione, lavoriamo il latte, facciamo del formaggio, quindi siamo abbastanza condizionati dalla stagionalità del prodotto, quindi non sempre è semplice collocare gli orari di lavoro e accontentare il personale, però per quanto possibile accontentiamo anche richieste personali. Nel reparto amministrativo questa attività è più semplice, nel senso che riusciamo più facilmente a dare una flessibilità d'orario, quindi questo sicuramente lo facciamo e consentiamo anche per quelle attività che lo consentono anche di svolgere lo smart working. Avrei fatto volentieri complimenti a Nobento perché ha attivato tutta una serie di iniziative che ci danno, cioè ci fanno pensare anche al fatto che potrebbero essere un esempio per la nostra azienda, ma anche per le altre. Noi abbiamo una manodopera prettamente maschile, purtroppo, però è legato alla tipologia di lavoro. La parte, diciamo, l'occupazione femminile è soprattutto negli uffici, in piccola parte nelle attività di confezionamento del formaggio, però nella parte produttiva, per la tipologia del lavoro che è particolarmente non pesante ma diciamo impegnativa, solitamente impegniamo del personale maschile. Ciò che vogliamo fare per il futuro è migliorare anche utilizzando gli strumenti che ci metterete a disposizione voi, quindi aspettiamo una vostra visita per capire come migliorare sotto questo aspetto, e questo è quanto. Volevo ringraziarvi. Grazie anche alla Fratelli PIN. Chiudiamo questa nicchia che abbiamo aperto sulla conciliazione, partendo dalla felicità. Siamo arrivati al futuro, perché questa è un po' la cifra di tutto questo Job Day. Parliamo di futuro. La regione c'è Aspal, utilizzate tutto quello che vi viene dato, perché stiamo lavorando tutti quanti insieme per arrivare a cambiare anche dal punto di vista culturale il lavoro e soprattutto il futuro dei nostri ragazzi. Grazie a tutti.